cordiale saluto a tutti voi e benvenuti alla 72esima convention annuale dei friulani nel mondo. Un saluto a tutti voi che siete qui in sala all'Auditorium della Cultura Friulana di Gorizia e un saluto, un mandi di cur a tutti i corregionali che attraverso Telefriuli, attraverso lo streaming ci stanno seguendo davvero da ogni angolo del mondo. Quindi un saluto caloroso a tutti quanti e naturalmente anche ai friulani che come sempre succede in questa occasione tornano in patria, tornano nella loro terra d'origine per vivere questo momento di condivisione, di riflessione e naturalmente anche di festa. Per cui un saluto a tutti quanti. Tema di questo incontro è il Friuli senza confini, connessioni globali, radici locali. Un tema caro ai friulani che vivono in questo territorio, un tema caro, carissimo ai Fogolars che ci rappresentano in tutto il mondo. Peraltro vi ricordo che a seguire i lavori in questa 2 giorni ci sono fisicamente qui 31 dei 140 Fogolars che fanno capo al Friuli nel mondo, 9 italiani, 8 dagli altri stati europei, 1 dall'Africa e dal Nord America, 12 dall'America Latina. Quindi insomma un caloroso benvenuto in particolare a loro. Grazie per il fatto di essere sempre presenti. Grazie per quello che fate anche per questo territorio dove insomma il destino vi ha portato a vivere, insomma il legame resta sempre forte, fortissimo e proprio su quel legame, sull'amore che nutrite per la vostra terra d'origine noi contiamo moltissimo. Un saluto poi in particolare, ce ne sono diversi qui in sala, a tutti i giovani studenti ma anche neolaureati che sono qui presenti e che partecipano a progetti ai quali ha pensato l'Ente Friuli nel mondo proprio per rafforzare ulteriormente questo legame. Sono diversi progetti che sono stati organizzati, sviluppati nel corso degli anni, in particolare accompagnati dalla professoressa Raffaella Bombi. Ci sono anche 12 neolaureati, figli di emigrati in Brasile e in Argentina, che sono qui in sala e che per un mese parteciperanno al corso organizzato dall'Università di Udine assieme all'Ente Friuli nel mondo, valori identitari e imprenditorialità. Quindi un benvenuto anche a voi, un applauso a questi ragazzi. Ad accogliere quest'anno tutti i friulani nel mondo e a ospitare la convention è appunto Gorizia. È difficile immaginare che potesse essere diversamente per le radici friulane di Gorizia, per il fatto che Gorizia è terra, città di frontiera, punto di incontro tra popoli diversi e poi naturalmente la cornice è quella di un'avventura fantastica qual è Go 2025 con Nova Gorizia e Gorizia capitale europea della cultura. Quindi quale quadro migliore anche per affrontare i temi che sono stati scelti per questa edizione, da un lato appunto le connessioni globali, quelli che caratterizzano di fatto i nostri tempi, e poi il legame con le radici, temi che sono credo plasticamente ben rappresentati proprio dai Fogolars sparsi nel mondo. Uno spirito naturalmente e dei valori che quotidianamente in tutti i continenti i nostri Fogolars, forti appunto del supporto dell'Ente Friuli nel mondo, possono contribuire a sviluppare e a diffondere. Direi di dare subito la parola per i saluti al padrone di casa. Chiamo dunque il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, a portare il suo saluto. Grazie cara. Commentavo padrone di casa, chi è amministratore sa che in realtà noi siamo amministratori di grandi condomini più che padrone di casa, ma mandi a duce sia da parte mia che da parte di Maurizio Negro, che oltre che avere tante altre deleghe segue in modo eccezionale Maurizio tutto ciò e non solo, ma tutto ciò che è friulano.
Un saluto particolare ovviamente ai colleghi sindaci, al sindaco che è di Udine, di Glemone. Dove sei finito, Roberto? Eccoti. Non so se ci sono altri sindaci o delegati di assessori. Un saluto al Presidente della Quinta Commissione Consiliare, al Presidente del GECT, della Fondazione. Ditemi che mi sono dimenticato. Della ACP, che della Filologica. Basta, perché qualcuno lo dimentico, Franco. No, è sicuro. Ma io dico, ma perché faccio queste cose? Si saluta un saluto generico nei confronti di tutte le autorità. C'è un motivo particolare. Innanzitutto anche un saluto ulteriore con Buenos Dias, perché Raffaele mi ha presentato pochi minuti fa i 12 tuoi ragazze e ragazzi che sono venuti e che diversamente da tanti altri parlano davvero bene italiano. Noi sappiamo che i figli, i nipoti, i pronipoti, il più delle volte conosco qualche parola non in italiano ma in friulano. In realtà posso testimoniare che parlano bene. Buenos dias perciò a tutti voi, e in questo mese però dovranno imparare ancora di più, non soltanto il friulano ma l'italiano. Un motivo c'è per cui si svolge qui, oltre che perché siamo capitale europea della cultura insieme a Nuova Gorizia, ma anche perché questo appunto è l'auditorium della cultura friulana, collocato proprio, non so se hanno fatto apposta all'epoca, in via Roma. E qui non dico altro, non voglio commentare ulteriormente. Ci fa piacere anche perché il tema stesso, il Friuli senza confini, non so se è una coincidenza oppure no. Mi rivolgo perciò non soltanto ovviamente ai presenti, ma a tutti coloro che in questo momento o in diretta o successivamente avranno modo di assistere alle riflessioni, alle condivisioni, alle conferenze, cioè alle riflessioni appunto che ci saranno nel corso della giornata. Proprio perché il tema borderless è il tema della capitale europea della cultura, appunto senza confini. E quale poteva essere davvero tema migliore, slogan migliore, se non questo, rammentando quello che già sappiamo, comunque rammentando a tutti noi che questo confine è un confine diverso, come sappiamo da altri confini in tutto il mondo, tutta Europa, un confine che era un confine tra est e ovest, un confine dove transitava la cortina di ferro prima ancora dell'erezione del muro di Berlino, un confine che è stato un testimone delle tragedie che noi conosciamo del secolo scorso, eppure proprio questo confine è riuscito a far germogliare appunto queste iniziative, sentimenti, esperienze di coesione e di collaborazione internazionale. Ecco perché c'è un apprezzamento ulteriore nei vostri confronti. Mi fa piacere, ultima battuta davvero, dire cose che voi già sapete, strasapete, che quando parlate con un friulano ti dirà prima ancora della città di appartenenza, non me ne vogliono gli amici sindaci di Udine e di Gemona, ma prima ancora ti diranno, prima ancora di dire che è italiano ti dirà io sono furlan. Perciò c'è questo sentimento identitario che manca in tantissime città in Italia, aree in Italia, e perciò la prima cosa uno si sente, che sia del pordenonese, che sia del goriziano, che sia dell'udinese, la prima cosa si sente friulano. Poi dice che il Friuli si trova in Italia e poi se si ricorda dirà magari anche Gorizia, Udine o Gemona. Saluto in modo particolare Roberto, anche perché il prossimo anno sappiamo che saranno 50 anni dalla tragedia che ha colpito il Friuli, e perciò posso supporre che ci saranno grandi eventi da parte dei Fogolar Furlan, che perciò io mi divido, e qui finisco nel saluto, vivendo a Gorizia, con moglie friulana, genitori istriani, io mi divido tra i friulani e gli istriani, non per nulla. Udine è luogo anche di istriani. A mezzogiorno ho detto al sindaco di Udine che dovrò essere già a Udine con gli istriani. Uno pensa istriani a Trieste, guarda Udine, guarda che roba, se porta via tutti i friulani e anche gli istriani adesso. Un attimo di distrazione, sa Franco, un attimo di distrazione. Sindaco di Udine, buon lavoro a tutti voi, e guardo anche i ragazzi, certo buon lavoro, ma divertitevi, perché nella nostra regione ci si diverte tanto, e chi non conosce ancora Gorizia, approfittate, perché Gorizia è bella, è stupenda, non lo dico solo io, ma chi viene a Gorizia si innamora di Gorizia. Buon lavoro a tutti voi, un saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo. Grazie al sindaco. Ragazzi, speravi di cavartela così. Questo è anche la borsa. Questo è, posso approfittare? Grazie tesoro. No, non è un paio di scarpe, non è nemmeno una cravatta. Vediamo se abbiamo 2 vini, un territorio.
in italiano e in sloveno e in inglese. Questa è la confezione di vini, un vino nostro di Gorizia, perciò di Oslavia, è un vino di Nova Gorica, che è la confezione che noi diamo capi di Stato, ministri, con la narrazione, perché il vino è cultura, ACP che è come, il vino è storia, il vino rappresenta le nostre radici e il vino va narrato, perché il vino è capace di suscitare emozioni e non intendo le emozioni che provoca il bere il vino in modo eccessivo. Qui c'è anche il braccialetto che tuo malgrado dovrei portare, mi spiace, grazie caro, anche perché se noi guardiamo dall'alto il Collio italiano e il Brda, che è il Collio sloveno, nessuno si accorgerà mai dove finisce l'Italia e dove inizia la Slovenia. Ed è quello uno dei messaggi che noi con la capitale europea vogliamo mandare ed uno dei messaggi anche del titolo della vostra convention di quest'anno. Grazie di nuovo. Grazie, e mi saprai dire se ti sono piaciuti, ma io so che ti piaceranno. Anche perché voi non lo sapete, ma questo ragazzo presidente che conosco da un sacco di tempo è un cultore di vino, non un beone, che è tutt'altra cosa, cultore di vino, nel senso che quando le rare volte che abbiamo parlato con te di vino, vuol dire, sai questo vino? Sì, conosce la cantina, ma ogni tipo di... Allora, per evitare di fare brutte figure con lui, se lui dovesse chiedermi che vino è, la mia risposta è un vino che mi piace o non mi piace, perché tutto il resto è tecnico sei tu. Grazie di nuovo, grazie per aver scelto Gorizia. Grazie. Allora sì, chiediamo al Presidente Jacob di fermarsi qua, peraltro è alla sua prima convention annuale dei friulani nel mondo da Presidente. Allora si parlava qui poco fa anche di confini, questi confini sono stati capaci grazie alla lungimiranza e al coraggio anche dei massimi rappresentanti istituzionali di fare pace con la storia e questo insomma è stato un passo importantissimo che abbiamo vissuto in questo territorio consapevoli che si stesse facendo la storia in quei momenti e quindi un confine che diventa luogo di incontro, luogo di confronto e dove le minoranze rappresentano sicuramente un preziosissimo valore aggiunto in questo percorso di dialogo e di cooperazione. Questo per collegarci al tema che è stato scelto anche per questa convention. Prego. Sì, intanto un mandi ad oggi, un benvenuto e anche un piacere che deveus due cavue a celebrare Friuli nel mondo, con tanti furlans che sono in tal mondo e che sono qua, e quei furlans di qua che insieme fanno una bella compagnia. E per passare poi all'italiano, che credo sia più consono alla platea, anche se le nostre radici sono solide nel Friuli e nel friulano, come dicevo, innanzitutto ringrazio ovviamente il sindaco Ziberna che con la sua simpatia contagiosa ovviamente crea le migliori condizioni per iniziare questo incontro e per ricordarci e ricordare cosa significa Gorizia, Go 2025, Nova Gorica e Gorizia, e che è poi stato il motivo. Quando ci siamo incontrati alcuni mesi fa e abbiamo presentato l'idea di tenere la convention proprio qui a Gorizia, è stato naturale affrontare così, condividere il tema di questo che è il titolo di questa convention, questo incontro, convigne mi piace dire più, perché devono aver commutato convention inglese dal friulano convigne, no? Credo, quindi io ritengo che sia più opportuno dire convigne. Ed è appunto questo Friuli senza confini. Facciamo qui questo evento anche perché proprio questo territorio che aveva un confine storico ancora prima di subire quelle che sono state la prima e la seconda guerra mondiale, cioè che era il cosiddetto Friuli austriaco, era cosiddetto quella parte di Friuli che faceva parte dell'impero austro-ungarico, è stata terra di origine di immigrazione friulana molto numerosa. Qui ci sono esponenti di città, penso argentine, brasiliane, che hanno fra i loro discendenti, fra i loro ascendenti, fra i loro avi proprio molte persone che lo dicevo ieri, nella loro carta d'identità trovavano scritto Mossa, Capriva, piuttosto che Cormons, Austria. E quindi per questo senso di questo Friuli, che è un Friuli appunto storico, che trova radici antiche, e qui saluto ovviamente Paolo Petiziol, oggi presidente
del GECT, quindi del Gruppo Europeo di Cooperazione Transfrontaliera, questa istituzione europea che proprio identifica quella che l'Europa ha immaginato come istituzioni transfrontaliere, cioè fra confini, ma che lavorano, operano e agiscono in un'unica entità, quindi con questo simbolo di coesione visibile e di condivisione, ma è anche presidente dell'Associazione Mitteleuropa e quindi di fatto questa associazione che ricorda ancora di più come quest'area facesse parte di questa dimensione mitteleuropea che supera per la sua tradizione appunto i confini, che nel frattempo sono andati avanti e indietro a seconda dei momenti e a seconda dei drammatici fatti che si sono susseguiti, segnando e interpretando appunto questo principio per cui il confine di fatto è un segno geografico che si sovrappone alla storia, ma che non modifica la storia, la modifica nel contingente, ma non certamente in quelli che sono i contenuti più profondi e nel caso specifico l'identità friulana che parte da Aquileia e che da lì evidentemente poi costruisce e si rafforza nelle sue radici e nella sua dimensione. E quindi questo è anche il secondo motivo per cui siamo a Gorizia, non per rivendicare, sindaco, che anche Gorizia è friulana, perché se no dovremmo dire al sindaco De Toni, che ringrazio, il sindaco di Udine qui presente, che insomma può estendere la giurisdizione anche su Gorizia, ma per significare che Gorizia è una città con profonde radici friulane. L'assessore Negro, che ringrazio per tutto quello che ha fatto in questi mesi, è stato l'elemento di presenza della città di Gorizia nell'organizzazione, quindi grazie Maurizio per tutto il nostro supporto, ma è il senso proprio di questa condivisione e quindi in questa volontà abbiamo voluto organizzare questo evento che parla appunto tra l'altro di connessioni globali. Qui ringraziamo Telefriuli perché ci consente oggi di essere connessi in maniera globale, abbiamo l'opportunità di relazionare con tutto il mondo e con tutti i nostri focolari che sono sparsi veramente in tutto il mondo. Qui abbiamo una presenza autorevole, ovviamente i movimenti, gli spostamenti oggi sono forse più gravosi che non il tema della connessione. Ho avuto di fatto, racconto solo questa, ero in Argentina qualche mese fa e una persona anziana mi ha detto non c'è più l'immigrazione, quella che voleva dire emigrazione. Adesso io con questo aggeggino, col telefonino, con questo programmino, vedo mio nipote che sta in Italia, parlo con lui, se c'è un problema mi chiamano e se c'è un problema grosso in un giorno con l'aereo riesco a rientrare. La storia dell'emigrazione era 36 giorni di navigazione, era luoghi che ricevevano una lettera dopo 6 mesi per rispondere e dove ovviamente vivevi la distanza come ovviamente un distacco quasi definitivo per molti e quindi vivevi la tua dimensione delle radici come un ricordo che era nostalgia, che era anche necessità poi di ritrovarsi e da cui fogolare. Ricordiamo che il più antico Buenos Aires, qui abbiamo anche rappresentanti di Buenos Aires, dei focolari di Buenos Aires, che festeggerà fra 2 anni 100 anni di storia. Significa che quella volta hanno voluto ricreare, poi hanno pensato a ricreare il nucleo della famiglia, il nucleo dell'origine, il nucleo della solidarietà e della condivisione proprio attraverso il ritrovarsi attorno al simbolo della famiglia più classica dei Friuli che è il focolare. Quindi in questo senso noi siamo qui con le connessioni globali, siamo qui con la modernità, ma siamo qui anche per ricordare e per anche riconoscere tutto quanto è stato il sacrificio, la storia il destino di molti che sono dovuti emigrare, libar di Scugnelà, la poesia, no? Obbligati ad andare a cercarsi una vita, un futuro, una loro opportunità, anche, e costruendo poi paesi interi, come abbiamo visto proprio poco tempo fa in Brasile, Rio Grande do Sul, 150 anni dell'emigrazione, è lo Stato brasiliano costruito dagli emigranti veneti, friulani, trentini, scelti appositamente dal governo brasiliano quella volta per colonizzare un territorio e che lo hanno non solo colonizzato, ma l'hanno reso lo Stato forse più moderno, industriale, attivo e riconosciuto dell'intero Stato brasiliano. Quindi questo è
l'emigrazione. Questo è il salto nest lavorator, questa è l'immagine, il lavoro, l'impronta del friulano nel mondo. Oggi viviamo un momento diverso e quindi con questo titolo mettiamo anche qualche idea nuova, e ringrazio ovviamente i relatori che hanno accolto l'invito per poi discutere, insomma, per poi ragionare su questo tema, che è il tema delle minoranze, ovviamente, perché tutti noi siamo minoranze in qualsiasi punto in cui poi andiamo a collocarci, perché viviamo in mezzo a ormai altre comunità. Siamo minoranze, siamo identità, ma l'utilizzo della propria identità, il lavoro della minoranza con altre minoranze, dovrebbe essere appunto questa opportunità ulteriore, questo motivo di arricchimento, motivo di confronto, motivo di crescita condivisa, ed è il tema appunto del superamento dei confini e della creazione appunto di queste comunità ampie. E chiudo poi rivolgendomi ai giovani che abbiamo qua, sia ai giovani che partecipano al corso Valori Identitari e Imprenditorialità, sia poi li vedo in alto là, ci sono i ragazzi che al convitto Paolo Diacono fanno la loro esperienza di studiare in Friuli, 6 mesi, sono ragazzi dai 16 ai 18 anni, e che vivono un'esperienza di studio appunto presso il convitto, ma nelle scuole superiori della nostra regione, nel quale appunto recuperano il tratto delle loro radici, che sono radici certamente storiche, forse per alcuni di loro molto lontane, ma che hanno un senso profondo di un arricchimento, credo, della propria personalità, della propria cultura, del proprio conoscere. E perché no, siccome il Friuli nel frattempo è cambiato, per fortuna nostra, che siamo rimasti qui, grazie anche al contributo di molti migranti che hanno rimandato le rimesse, che hanno reinvestito in questa regione, che ci hanno aiutati dopo il terremoto del Friuli con solidarietà e con presenza. Il Friuli oggi è una terra di opportunità, si vive bene, si sta bene, è una delle regioni che ha il più alto reddito, c'erano ieri i redditi, è la 5ª regione in Italia per reddito pro capite, quindi di fatto una regione che può offrire molto, che può offrire anche opportunità di vita e di futuro, e quindi a questi ragazzi rivolgiamo anche questo invito: valutate anche quella che è appunto la possibilità, perché no, di pensare in questa vita globale un'opportunità futura in Friuli. Ecco, in questo senso quindi io ringrazio tutti, ringrazio ovviamente chi ci ha aiutato a organizzare questo evento, in primis la Fondazione Carigo, c'è la Presidente, la Fondazione Friuli ovviamente, che è uno dei principali partecipi dell'ente Friuli nel mondo, il GECT poi ci saluterà Paolo Petiziol, il sindaco di Udine che è qui presente, e la Filologica, da cui insomma gemma anche Friuli nel mondo, che qui a Gorizia è una tradizione importante. Nel pomeriggio andremo anche a possibilità di visitare Casa Ascoli, che è di fatto il luogo simbolico proprio da cui si è poi costruito, si è poi realizzato insomma tutto quello che è la Filologica prima e tutto il tema della cultura, della tutela della cultura friulana, e quindi che abbiamo il presidente vicario che tra l'altro poi ci illustrerà anche un'iniziativa sempre nella logica della nuova dimensione anche internazionale del friulano e quant'altro. E quindi in questo contesto ovviamente mi permetto di ringraziare tutti voi e di cedere la parola, senza prima, scusa, ecco, mi dimenticavo, nel senso che se Diego Bernardis parlerà anche lui, che rappresenta ovviamente la regione Friuli Venezia Giulia, il presidente Bordin, che sia stato con noi ieri sera, arriverà più tardi, presidente del Consiglio, perché era impegnato in un'altra iniziativa, ma grazie al consigliere che è qui presente e che poi ci porterà il saluto. La Regione ovviamente attraverso le politiche sui corregionali all'estero sostiene l'iniziativa di Friuli del Mondo e delle altre associazioni. Saluto il presidente di EFASCIA che qui è venuto a trovarci, friulani della destra tagliamento, ecco, diciamo così, e è un piacere averlo, è un piacere condividere con lui questo momento. È arrivato anche il presidente dell'Arlef, Cisilino, mi aveva telefonato che arrivava tardi, l'ho fatto un po' più lunga, così è arrivato in tempo e può anche lui partecipare. Grazie a tutti voi e una buona giornata.
Grazie al Presidente Jacob, prego. E allora si parlava di connessioni globali e naturalmente in questo territorio anche di relazioni trasfrontaliere. Peraltro proprio in questi giorni il Comitato Europeo delle Regioni ha fatto sapere che l'evento annuale della piattaforma transfrontaliera europea si svolgerà proprio a Gorizia. Questo succederà a novembre e insomma mi pare che sia un riconoscimento importante rispetto a quanto il Friuli Venezia Giulia ha fatto e continua a fare sul fronte della cooperazione transfrontaliera. Saranno 2 giornate, una delle quali sarà proprio incentrata sull'incontro di tutti i GECT. E quindi a questo punto chiamo sul palco Paolo Petiziol, presidente del GECT, Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale, che insomma in questo contesto tanto sta facendo. Prego, prego, prego. Ho avuto qualche problemino. Prego, le lascio il microfono. Prego. Un sentito grazie a tutti voi. Buongiorno a tutti, guten Morgen, buongiorno, dober dan usem. Purtroppo non so l'ebraico, per cui non posso dirvi buongiorno, in una città che ha una splendida sinagoga e anche il cimitero ebraico, perché questa è Gorizia ed è incredibile. È un francobollo nel pianeta Terra, unico in tutto il pianeta. Qui, fino al 1914-15, si parlavano correntemente, tranquillamente e trasversalmente 5 lingue. Una cosa unica al mondo, perché non erano lingue di immigrazione, erano indigeni, erano goriziani, era gente nata e vissuta qua. Quindi caso unico al mondo. Quindi io ringrazio tantissimo voi che avete scelto Gorizia quest'anno per questa convention, perché il luogo più giusto, oltre a Go 2025, non poteva esserci. Ma lasciatemi dire ancora 2 parole. Io sono orgoglioso di essere qui oggi, perché voi, figli di emigranti o immigranti, siete l'orgoglio di questa terra e mi sento onorato di essere qui oggi in mezzo a voi. L'orgoglio di questa terra perché? Perché se raffrontiamo la nostra emigrazione con le emigrazioni di oggi, consentitemi di dire, anche con un po' di emozione, che abbiamo dato una lezione al mondo di civiltà, di buona volontà, di impegno, di laboriosità. E queste non sono cose che vanno sottaciute. Un'altra cosa che mi rende particolarmente felice è il titolo della convention, no? È un Friuli senza confini. Sono 50 anni, chi mi conosce lo sa, che io mi batto per questa idea. E credetemi, non è stato facile, perché soprattutto all'inizio passavo per un personaggio, diciamo un po' originale, per non dire un po' fuori di testa. Invece tutto quello che io ho sognato e per il quale ho lottato in questi 50 anni, piano piano si è avverato e non è finita. Ma non è finita anche grazie a voi, perché voi sarete quelli che realizzeranno compiutamente il mio sogno. Quindi come non essere felice di essere qui oggi in mezzo a voi? Ma mi state facendo un regalo immenso e di questo vi sono veramente grato.
ho avuto tante soddisfazioni. Pensate, mentre attendevo di salire, ho pensato 1992, San Paolo del Brasile, gli sloveni di San Paolo del Brasile chiamano Paolo Petiziol a fare una conferenza a San Paolo. Non avevo, cioè le poche ferie, ho preso 2 giorni di ferie, sabato e domenica, in 4 giorni sono andato e tornato a San Paolo, fatta la conferenza, lascio perdere le lacrime, tutti gli sloveni che sono venuti, e sono venuti anche molti friulani, mi hanno veramente rincuorato. Il Signore le dia salute e continui così, perché questo è il vero Friuli, questo è veramente quello che eravamo e vorremmo continuare ad essere. Quindi, Presidente, tutto che ti disi più di così, cioè, a parte il cur, dopo Giul, ta vita ancia un po' di Sarnieli, ma diciamo che oggi voi mi dimostrate che con questa connection tutto è possibile e i sogni possono diventare anche realtà. Buon lavoro a tutti, un affettuoso saluto, grazie di cuore, grazie di cuore. Grazie, l'accompagno. Ok, grazie. Allora, una delle parole più ricorrenti in contesti come questo è certamente quella di identità. Identità che forse per lungo tempo è stata vissuta e anche interpretata in termini di chiusura quasi protezionistici, però abbiamo capito che questa identità può nutrirsi e può arricchirsi nel confronto e nell'apertura. E anche di questo parleremo poi nel corso della tavola rotonda. Intanto saluto, è arrivato in sala il Presidente del Consiglio regionale, Mauro Bordin, grazie per averci raggiunto, per essere con noi e consentitemi anche di salutare e ringraziare, sono qui sul palco, ma li vedremo anche in azione. I danzerini di Lucinico, il gruppo folcloristico Santa Gorizia, grazie. Grazie intanto per portare anche un po' di colore e allegria sul palco. Identità in Friuli fa rima con lingua, c'è poco da fare, è un elemento fondamentale della nostra identità, della nostra specialità. E allora invito sul palco Eros Cisilino a portare il suo saluto, Presidente dell'Arlef, l'Agenzia regionale per la lingua friulana. Prego. Grazie, buon a tutti. Guten Morgen, i compendi, eccoci che al diceva l'ami Paolo, che stimi tantissimi, parti i saluti soprattutto anche all'Associazione Mittel Europa, ma all'Ente Friuli nel mondo, che veramente uno schiappa con grande fiette e a riunischi tutti i furlans che sono a Torpa al Mont, ma anche a Torpa del Friul, perché riguardansi che sono dai fogolars furlans anche in Friul. Quindi Doberdan, no, e Bocche Tor, che è il saluto per ebraico. E quindi, insomma, anche che è importante ricordare, perché l'inestris l'idris giudaico-cristianis avevano sempre riguardati e sono che hanno usato anche la possibilità di avere una tradizione particolare che in Friuli che ha portato la lingua furlana, a Madresut la lingua furlana ha dato la possibilità di avere una lingua che è unica al mondo, è una regione che è unica al mondo, perché chi si fa ogni giornata 4 lingue, italiano, furlan, tedesco e sloveno. E è l'unica caratteristica di autonomia che vince. Perché la va così ben tutelata? Ma perché che riguarda i nostri furlans a Torpa al Monte, la lingua furlana alle clarca vierci il cour. E al vierci anche alle volte si chiama, riguardinsi dai nostri chiars, compaesans che sono là e hanno scugnuto tante volte là a Torpa al Monte, ma sono stati dagli esempi veramente luminosi di furlanetà.
un trattante che riguarda quel periodo qui e che lei hanno così chiara, lei Luigi Del Bianco, che è stato il capocantiere dal Mount Rushmore, e sapete che lì sono i 4 presidenti, no? Io mi domandi, se avessi avuto un altro capocantiere, saressero arrivati a finire il lavoro, andare altri cantieri a tornare per gli Stati Uniti di quel tipo lì, ma sono in che modo più in Adivigny. Invece che lì all'estate serata ai teams, i vogliono riguardare sempre per l'estate agli Stati Uniti, i fratelli Colavino, e anche la Cimolai stessa, che ha lavorato in sinergia con i fratelli Colavino e hanno fatto la Freedom Tower per tornare ecco, a far risorgere che identità, no? Che importanza che era istituzionale anche dagli Stati Uniti. No? Quindi la porta New York che ha dentro tutti questi immigrati non nome furlans e io ho fatto transitare all'interno di un'area, così come è stata soprattutto l'Argentina, l'Uruguay, l'Australia e può riguardare veramente tante nazioni. I focolari furlans sono veramente capillari, sparduti e non si aiutano continuamente, grazie alla Società Filologica Furlana e saluto del Presidente, ma anche il direttore che sono qui, a fare i corsi per Furlan, perché che hanno voglia di approfondire la conoscenza di una lingua che, come che tornavano a dire, è unica e irripetibile. Ma hanno così tanta fietta che per fine arrivano a coinvolgere i locali. Tipo Yamamoto, che purtroppo l'è mangiato qualche anno fa, l'avvicinamento all'estate anche con i Furlans, quindi Furlans locali in Giappone che hanno dato la possibilità di increscere questa attenzione, questa possibilità insomma, di conoscersi così di lontano, ma anche dopo di arrivare in così d'ogni alla sentimentalità. Scambiare sentimentalità, ma sicuramente anche scambiare tecniche, perché riguardandosi gli quelli, Furlans sono dai grandi lavoratori, ma anche dai grandi pensatori, dai loro cantieri che sono non nome che vi ho detto, no, ma sono anche cantieri di qualsiasi tipo di lavoro, quindi anche lavoro di uffici, anche lavoro, i pensi all'immigrazione specializzata, in particolare a Buenos Aires, dagli ospedali, che lì sono tutti cantieri individuati proprio come quelli che si lavora hanno la capacità di pensare, hanno la capacità di analizzare perfettamente, diciamo che sono le robe, osservarli, riferirli e poter provare a dare delle soluzioni ai problemi. Che chi sono i furlans attorno al mondo? Va tutelata la lingua come fattore di unione, ma soprattutto va tutelata questi furlans che acclamano così forte la mari patria che è il Friuli. Grazie e buona convenzione a tutti. Grazie. È stata citata prima la Fondazione Carigo, chiamo allora la Presidente qui sul podio, Roberta De Martin, a portare il suo saluto. Intanto grazie per la sua presenza e ovviamente anche per il sostegno. Grazie, buongiorno a tutti. Non dovessi ringraziare la Fondazione, ma è la Fondazione che ringrazia voi altri e soprattutto io vi ringrazio. Perché una parte della mia vita l'è segnata profondamente di quei costumi là, dai focolars furlans che fu la maniera di conoscere grazie a un storico presidente di Friuli nel mondo, il senatore Toros, che anche ieri insomma più giovane mi ha spiegato come tante comunità dall'Isontino a Son Ladis in Argentina hai potuto fare un'esperienza là. E quindi ecco, il mio ringraziamento non è solo il ringraziamento da istituzione, ma è anche a me personale. Adesso passo all'italiano per significare solo una breve cosa. Uno dei compiti delle fondazioni, uno dei, dico, non l'esclusivo, è quello di supportare le diverse iniziative del territorio. L'altro importante compito è quello di costituire un elemento di cucitura tra le comunità. Infatti il titolo del congresso nazionale delle fondazioni che si è tenuto lo scorso settimana a Gorizia era Comunità Insiemi Plurali. Sono nomi che ricorrono in questo anno straordinario di Gorizia 2025. E le comunità, è stato detto prima, non sono solo quelle delimitate dai confini amministrativi o territoriali, ma sono le comunità in cui le persone si riconoscono, crescono insieme, si prendono cura.
Ecco, allora in questo prendersi cura, in questo riconoscersi, in questo filo che io credo stia l'importanza delle comunità dei friulani nel mondo. Ognuno di noi fa la propria parte, la fanno i nostri gruppi folcloristici, dicevo prima, nel raggio di 10 chilometri ne abbiamo 3 e lo so perché l'ho fatto, credo anche l'assessore Negro, significa portare le nostre tradizioni, portare la lingua, portare quello che siamo e avvicinarci ai nostri connazionali all'estero. Quindi comunità è questo, comunità è prendersi cura e noi dobbiamo prenderci cura gli uni degli altri, soprattutto di chi, come dice una famosa canzone friulana, popolare friulana, un dolor dal cur mi ven, dutio devi abbandonare. Noi dobbiamo aver rispetto di quel dolore che ha accompagnato i viaggi dei primi nostri migranti e che ha fatto sì che invece costruissero, laddove sono andati, delle comunità solide, delle professioni solide, e i ragazzi che sono venuti qua devono essere benvenuti in questa terra e devono aiutarci a creare comunità anche qua. Grazie e buona convention. Grazie. Chiamo il sindaco di Udine, Alberto Felice De Tonio, a portare il suo saluto, a raggiungerci sul palco. Prego. Grazie, bentrovati a tutti. È un grande piacere essere qua a portare i saluti dalla città di Udine, che voglio ricordare senza falsa modestia che è la capitale del Friuli. E quindi mandi frus, lo dico a tutti, anche a quelli che magari ci vedono appunto fuori dal nostro Friuli. E un saluto particolare a tutti i giovani che sono qui e un ringraziamento anche alla Bombi che, come l'Università del Friuli, tiene alta la bandiera del Friuli e dell'identità. E voglio salutare tutti i presenti, perché qui insomma non li cito tutti perché rischio di fare un doppione, però voglio salutare almeno la mia delegata all'identità e alla lingua friulana, che è la dottoressa Gallati Costa, perché sta facendo un lavoro importante. Adesso non c'è il tempo, però insomma, ci sarà il modo per far vedere come anche il Comune di Udine fa la sua parte, in collaborazione poi con tutte gli enti che stanno lavorando per l'identità friulana. Voglio complimentarmi, l'ho già fatto prima personalmente con Vicario, perché questa operazione di fare la grammatica friulana in lingua spagnola e inglese ha un grande valore, perché c'è la possibilità di diffonderlo anche per chi appunto sono friulani, ma abitano in paesi dove ormai parlano l'inglese. Insomma, io quando sono stato a Melbourne, all'epoca ero vicepresidente di Area Science Park, siamo andati in visita a Melbourne come Area Science Park, e ho incontrato dei friulani che erano andati là 60 anni fa, hanno i figli che parlano solo inglese. Quindi poter avere un libro dove la grammatica friulana sia leggibile per i figli di friulani in lingua che ormai loro parlano è un'operazione importante. Quindi complimenti alla Filologica e alla Fondazione Friuli che l'ha finanziato, è una cosa importante. Una breve riflessione sull'identità. Se parlate con gli antropologi vi dicono che se un individuo non ha una propria identità che è collocabile nella sua storia, nel suo territorio, nella sua cultura, nella sua lingua, è una persona infelice. L'identità è un bisogno primario delle persone e quindi tutelare l'identità vuol dire tutelare la persona e tutti i gruppi che nascono attorno a quell'identità culturale. Però attenzione, noi abbiamo che il lato chiaro dell'identità è la patria e il lato scuro dell'identità è il nazionalismo. E non è un caso che si chiama Patria del Friuli, pensateci bene, si chiama Patria del Friuli, è il lato chiaro, perché il lato scuro è il nazionalismo ed è l'identità contro gli altri, mentre la patria è l'identità con gli altri, è la coesistenza, non è la contrapposizione. Quindi attenzione che chi è venuto prima di noi ha capito bene, parlava di patria del Friuli. Ecco. Quindi io l'ho detto una volta a Cisilina, la prima volta che siamo conosciuti, gli ho detto, io vengo dal Veneto, ormai sono adottato perché in Friuli ormai abito più da 30 anni, quindi io ho una doppia identità. Io quando vado in Veneto comincio a parlare
in Veneto, perché è automatico, perché è la lingua madre che uno ha sentito da quando era nel feto. Quindi la lingua è una cosa fondamentale, quindi la filologica fa un lavoro fondamentale. Voglio ringraziare il Presidente Friuli del Mondo, perché da ex Presidente del Consiglio regionale, da ex assessore alle autonomie, e adesso al Presidente del Friuli del Mondo, ha tutte le carte per fare un grande lavoro di cucitura, eccetera. Guardate, noi adesso abbiamo proprio recentemente cambiato il logo di Udine e abbiamo scritto come diciamo, claim in italiano sentirsi a casa. Io ci ho riflettuto a fondo. Sentirsi a casa richiama il fogolar. Il fogolar, se ci pensate, i primi nuclei di uomini e donne stavano assieme attorno a un fuoco, che è il fogolar. E se pensate bene, quindi Foras Furlan è un'altra intuizione fondante di questa comunità, perché il fogolar è la casa prima, cioè è l'inizio della casa, c'è un luogo dove mettersi assieme attorno. Quindi, insomma, in grande sintesi, Patria del Friuli e Foras Furlan, due grandi intuizioni, andiamo avanti così, viva il Friuli, viva l'Italia. Arrivederci. Grazie Sindaco. Chiamo il consigliere regionale Diego Bernardis a portare il suo saluto, il presidente Bordin poi trarrà le conclusioni a fine lavori. Prego. Grazie e buone giornate a tutti, benvenuti a Gorizia, mandi a tutti. Io sono molto orgoglioso, appartenendo a questo territorio del Friuli orientale, di portarvi il saluto del mio personale, naturalmente, il Consiglio regionale, anche se in maniera impropria, visto che qui c'è la massima autorità del Consiglio regionale, ma porterà le conclusioni successivamente. Che dire, io pensavo, mentre sentivo gli interventi che mi hanno preceduto, chiedo scusa, a cosa naturalmente dire come indirizzo di saluto a tutti i presenti e i rappresentanti di Fogolar Furlans. Innanzitutto ringrazio l'Ente Friuli del Mondo per averci invitato, per l'invito e per essere qui con voi a partecipare a questa convenzione annuale. Detto questo, pensavo di onorare questa giornata facendo un excursus anche magari personale di ricordi che ho con affetto, avendo anche in famiglia degli esempi concreti di emigrazione. Io ricordo con affetto, guardando anche voi, i vostri volti, i vostri visi, quanto orgogliosa fosse una mia bisnonna che emigrò all'inizio dello scorso secolo in Australia, in questo caso a Brisbane, e che alla soglia quasi di 80 anni, quasi 30 anni fa ormai, volle tornare nel suo paese di origine, in questo caso un piccolo paese al confine orientale del Friuli Venezia Giulia, parlo del comune di Prepotto, per intenderci, nella provincia di Udine, e con veramente le lacrime agli occhi fu veramente così contenta di tornare nel suo territorio natio, di rappresentare in Australia naturalmente la sua terra d'origine, che quasi gli prese un male, ricordo con affetto, per la commozione naturalmente, per i sentimenti che portava, e passò qualche giorno in ospedale e prima di rimpatriare naturalmente fummo come dire, costretti anche a come dire, assicurarci che il viaggio di ritorno, visto che il viaggio di ritorno, come sapete, per arrivare dall'Australia passa anche attraverso l'est asiatico, fummo costretti naturalmente, ma naturalmente con felicità, di assicurarci che fosse accompagnata, che ci fosse un accompagnatore. Questo per dirvi veramente quanto gli emigrati friulani forse abbiano più a cuore di coloro che vivono qui oggi in regione, abbiano più a cuore la terra natia e naturalmente la propria identità. E mi permetto anche di fare un altro esempio, e questo lungo il percorso amministrativo che ho avuto l'onore e il piacere naturalmente di aver svolto, e forse di questo si ricorda anche il Presidente che era ospite presso il comune in cui ho svolto il ruolo di amministratore locale. Circa 15 anni fa avemmo modo di attribuire un riconoscimento del comune che rappresentavo
a un illustre emigrato friulano in Canada in questo caso. Parlo di Donald Ziraldo, forse qualcuno di voi l'ha conosciuto, un winemaker come fu definito, che con orgoglio e con tradizione, visto che io vengo da una terra e anche, come sapete, il Friuli Venezia Giulia, tutto è una terra di famosi vini e per tradizione enoica, e che in Canada, vicino al lago Ontario, aveva con successo tramandato questo tipo di tradizione, quindi la cultura enoica e quindi anche fare il vignaiolo, e con successo aveva creato una vera e propria azienda con un proprio vino. Ecco, anche allora riuscimmo a portarlo, lui è originario, la sua famiglia di Fagagna in particolare, riuscimmo a portarlo di nuovo in Friuli dopo tanto tempo, e anche in lui vedevo luccicare gli occhi quando è tornato naturalmente non solo nel comune che io rappresentavo, ma è tornato sul territorio. Tutto questo per dire veramente che noi siamo orgogliosi e vi ringraziamo di cuore per quello che voi fate all'estero, per naturalmente i vostri genitori, i vostri nonni, i nostri nonni, i nostri bisnonni, perché ci rendete orgogliosi sempre. Grazie naturalmente al vostro lavoro, e i friulani nel mondo sono sempre riconosciuti per gente instancabile, pragmatica, onesta, lavoratrice, come è stato detto. E uno dei motti, prima il Presidente ricordava l'Ibars di Scugnilà, io mi ricordo anche Anin Varin Fortune, che era un altro dei motti che accompagnava l'emigrazione friulana. Quindi come Consiglio regionale naturalmente sapete, e lo dirà meglio di me il Presidente, e come Regione Friuli Venezia Giulia avete tutto il nostro supporto attraverso la legislazione naturalmente che abbiamo fatto e che da qui in avanti potremo continuare a fare, e convintamente supporteremo l'identità friulana nel mondo, l'identità friulana in Italia, e naturalmente saremo sempre al vostro fianco. Grazie di cuore. Grazie. Allora, tra pochissimo comincerà la tavola rotonda, quindi ci addentreremo in alcune delle tematiche alle quali abbiamo già accennato. Prima però vediamo un video, un racconto per immagini di Go 2025 di cui si è parlato oggi, quindi vediamo il video.
Queste dunque le atmosfere di Go 2025, vale la pena insomma di vivere questa fantastica avventura in prima persona, ce l'abbiamo qui a portata di mano. È arrivato il momento della tavola rotonda, accanto al Presidente Franco Jacob i relatori con i quali approfondiremo alcuni degli aspetti dei quali abbiamo già parlato, identità, emigrazione, confini, minoranze. Allora saluto e ringrazio per la loro partecipazione Gianna Di Danieli, Presidente di Paneuropa Italia, il Professor Franco Ceccotti, storico, esperto di confine orientale, un saluto anche alla dottoressa Paola Roia, giudice penale. Grazie intanto a voi per aver trovato tempo tra i vostri impegni per partecipare e dare il vostro contributo alla riflessione che facciamo qui oggi. Partirei proprio da Gianna Di Danieli e partirei dal concetto di identità del quale abbiamo parlato. L'associazione che lei presiede, Paneuropa Italia, si concentra proprio sull'identità. Identità in un contesto molto più ampio, visto che si parla di connessioni globali. Ecco, in che modo allora l'identità friulana si inserisce in questo contesto più ampio? Quali possono essere le possibili sinergie? Quali sono le sfide, le opportunità? Grazie innanzitutto all'Ente Friuli nel Mondo e anche a questa città che sta accogliendo Paneuropa, per l'appunto immodestamente da me rappresentata, come associazione che ha molto a che fare con i temi di oggi perché, due parole devo dire, sono più di 100 anni che questa associazione nasce, tra l'altro alla fine della Prima Guerra Mondiale, dopo che i popoli d'Europa si erano combattuti, sul presupposto invece di non combattersi, ma di coesistere, coabitare, rispettarsi e quindi creare un'Europa che fosse un'Europa, per l'appunto, plurale. In realtà io potrei non dire nulla perché se consideriamo gli interventi che sono avvenuti, comprese anche i saluti giustamente in tutte le lingue di questa città, di questa regione, se vogliamo anche di gran parte diciamo, del territorio mitteleuropeo, avrei anche già finito. Però è importante invece dire proprio questo, e cioè dire che l'Europa è appunto un insieme di culture, un insieme di popoli e quindi, come diceva Umberto Eco, la lingua dell'Europa è la traduzione, il continuo passaggio da una lingua all'altra. E allora perché il friulano ha senso in questo? Perché il friulano è una di queste culture, è una cultura naturalmente in questa regione importante, fondamentale, che ha radici antichissime, che ha orgogliosamente saputo sopravvivere giustamente all'omologazione, alla cultura di massa, a quella ubriacatura che in anni, diciamo negli anni 70, ma insomma dopo la guerra in realtà, no? Ha portato a pensare che appunto dovessimo diventare solo dei consumatori, insomma omologati il più possibile perché così è più facile anche vendere i prodotti. E allora, l'ho già fatto qualche giorno fa, richiamo un friulano che era Pierpaolo Pasolini, che appunto negli anni 70 si opponeva a questo e rivendicava invece proprio la tutela della cultura. La tutela della cultura friulana perché lui era, come sappiamo, friulano, quantomeno da parte di madre. E allora evidentemente questa resistenza, questa capacità che è anche insita in tutto quello che si è detto, capacità di resistere anche appunto ai tentativi di assimilazione, di omologazione, credo che vada salvaguardata e che consenta, in questo senso mi sento abbastanza a casa, è già la terza volta in poco tempo che veniamo a Gorizia, poco tempo fa, il 30 di maggio, è venuta anche la vicepresidente di Paneuropa Internazionale che è Valburga d'Asburgo ed è la nipote di Carlo I. Mi spiace che non ci sia il sindaco che l'ha accolta, devo dire, con grande affetto e con grande rispetto. Ecco, questo era il tema, forse quello che non ho ancora detto, ma su cui mi concentrerei quando si parla di identità. Parlerei di rispetto, di cui si è parlato veramente poco per decenni. Anche perché è più semplice erigere muri e chiudere le bocche, mentre rispettare significa quantomeno
cercare di capire prima di giudicare, quindi ascoltare, ecco, essere curiosi. E quindi Gorizia è una città che secondo me ha non solo tutto quello che è stato già detto, ma anche deve ritrovare tra l'altro questa curiosità. Spero di non aver parlato troppo. Rispetto, sì, assolutamente da sottolineare, assolutamente da sottolineare. Veniamo con il professor Ceccotti al tema dei confini. L'abbiamo insomma sentito, questo è un territorio che ha visto i confini cambiare più volte. Sappiamo che stesse abitazioni si sono viste passare da una parte all'altra del confine, con tutto quello che ne può conseguire. Le storie in questo territorio sono davvero tante. Parliamo allora del momento della grande migrazione, quindi confini ed emigrazione. Insomma, si diceva prima, la città di Udine e la città di Gorizia appartenevano a stati diversi, c'erano normative diverse, regole del gioco diverse anche per chi aveva in animo di emigrare. Sì, parliamo del confine del 1866. Prima, se pensiamo a un momento, qualche anno prima, per la precisione 175 anni prima, nel 1850, in realtà il Friuli, Gorizia, Trieste, quindi la Venezia Giulia, Udine, il Friuli storico e anche Venezia facevano parte dello stesso territorio che andava da Milano fino, oggi dico una città che tutti conoscono, fino a Kiev. Leopoli, fino in Galizia, era lo stesso Stato, si chiamava Austria-Ungheria, in quegli anni successivi si chiamava Austria-Ungheria. La nascita dell'Italia nel 1861 pone, come dire, un problema di confine. Il primo confine che si affaccia dopo quelli storici precedenti, eccetera, Napoleone, saltiamo senz'altro, ma nel 1866 con l'annessione del Veneto all'Italia, quindi del Veneto faceva parte il Friuli, la provincia del Friuli entra a far parte dell'Italia, Gorizia, Trieste e i resti dei territori abitati anche da cittadini italiani, oltre che sloveni e croati, resta parte dell'Austria. Quindi quello è il confine che nel 1876, quando inizia, è una data che possiamo anticipare o posticipare come vogliamo, però nel 76 la legge in Argentina che favorisce l'immigrazione dà l'inizio a una enorme migrazione, la grande migrazione. In quell'occasione Friuli storico, cioè provincia di Udine, Gorizia, Gradisca, Valle di Lisonzo, eccetera, sono parte dell'Austria. Leggi diverse, l'Italia favorisce l'immigrazione, grandi possibilità, il porto di Genova cresce, Trieste invece, parlo proprio di Trieste città, è una città che cresce e attira, non emigrano. Però la zona di Gorizia, fortemente agricola, soprattutto l'isontino meridionale, Gradisca, Cervignano, quei territori che conosciamo, fino a Cormons, eccetera, diventa zona di immigrazione. Però l'Austria frenava l'immigrazione sia con strumenti burocratici per impedire, era lenta a consegnare i documenti, non la proibiva ma la ostacolava, e soprattutto chi doveva fare il militare non poteva assolutamente partire se aveva 15 anni, no? E quindi frenava le famiglie ad andare. Nonostante questo l'immigrazione clandestina in quel caso era notevole e c'erano i passer che dalla zona della Carsica tra Monfalcone, Gorizia, Udine e Cormons aiutavano ad attraversare, e c'era anche l'organizzazione, soprattutto a Cormons, dove c'era il passaggio di frontiera del treno per andare a Udine e da Udine raggiungere Genova e prendere le navi per andare verso Argentina, in quell'epoca, e Brasile.
erano molto sotto controllo, però anche organizzate a ricevere migliaia e migliaia di persone che arrivavano non solo dal nostro Friuli, ma anche da più lontano, fino dall'Ungheria e tutto il territorio austro-ungarico. E quindi l'emigrazione però dalla zona goriziana e dalla zona friulana non è che sono minori una rispetto all'altra, sono veramente consistenti tutto il territorio. Quindi il Friuli era unito, diviso da un confine, ma unito dall'esperienza dell'emigrazione. Mi fermo qui perché sennò portiamo via. Allora, siamo partiti dall'identità, abbiamo parlato di migrazioni, abbiamo iniziato a parlare di emigrazione e confini e poi c'è il tema della minoranza. Ne parliamo spessissimo, è una parola che pronunciamo spessissimo, ci facciamo però a questo punto aiutare dalla dottoressa Roia ad inquadrare da un punto di vista giuridico anche questo concetto. Di cosa stiamo parlando esattamente? Allora, grazie dell'invito e buondì a tutti. Grazie e buongiorno, così intanto capite perché un giudice qui. Dunque, anche il concetto di minoranza ci permette di mettere assieme due parole che oggi sono tornate molto nelle presentazioni, che sono quelle di identità e di diversità. Ed è una domanda per noi molto importante perché il Friuli Venezia Giulia è un unicum a livello nazionale, è stato ricordato anche poco fa. Ci sono ben 3 minoranze riconosciute, che la friulana, che è quella maggiore, la germanofoba a nord, quella slovena a est, tra l'altro è la prima nata perché è frutto di accordi internazionali sottoscritti nel 1946 che introdussero una disciplina speciale per le popolazioni slovene di Trieste e in minor misura di Gorizia. E sappiamo che quella situazione straordinaria che ha dato corpo alla specialità regionale, perché questo è un territorio straordinario, perché si propone quale luogo d'incontro delle civiltà latina, germanica e slava. Sul concetto di minoranza bisogna intendersi perché c'è un'accezione comune secondo cui le minoranze sono gruppi di persone che sono accomunate da particolari legami etnici e linguistici. In questo si differenziano dal resto della collettività, sono comunità che manifestano un senso di solidarietà che tende a preservare la propria cultura, le proprie tradizioni, la propria lingua e da qui le varie accezioni di minoranza etnica, linguistica e culturale. L'ordinamento italiano tutela in maniera particolare questi gruppi di persone a partire da quella norma fondamentale che è veramente l'architrave del nostro sistema, il principio di uguaglianza, l'articolo 3, che tra l'altro vieta discriminazioni basate sulla razza o sulla lingua, perché l'illuminato costituente italiano del 1947 ha sposato la consapevolezza dell'importanza che assume la difesa dell'identità, ma anche delle diversità, nella costruzione delle società democratiche e pluraliste, perché siano moderne e perché siano giuste. Questo principio di uguaglianza, poi sostanziale, ha trovato una attuazione specifica per quanto riguarda le minoranze in un altro articolo della Costituzione, che è l'articolo 6. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. È una norma fondamentale per il nostro incontro di oggi, perché al massimo livello normativo dell'ordinamento italiano, che è il livello costituzionale, la lingua è diventata il simbolo dell'espressione del senso di appartenenza ad una minoranza, perché il Costituente italiano ha ritenuto la lingua elemento fondamentale di identità culturale, quindi di garanzia dell'esistenza e della continuità del patrimonio spirituale proprio di ogni minoranza etnica. Evidentemente poi ci sono state molte resistenze nei decenni successivi. Abbiamo detto che la Costituzione riservava alla legge, a una legge dello Stato, l'identificazione delle minoranze. Dico, ci sono state molte resistenze, si è dovuti attendere l'anno 1999, quando è stata approvata per la prima volta la legge che ha identificato le lingue minori storiche, la famosa legge 482, ne ha individuate 12 in Italia che coprono un bacino che va da 3 a 4 milioni di persone e fra queste naturalmente la lingua friulana.
Anzi, il friulano costituisce la seconda minoranza linguistica d'Italia tutelata. La prima, come sappiamo, è il sardo, 1 milione di parlatori sardi, e per quanto riguarda i parlatori eloquenti friulani le stime vanno da 450.000 a 600.000. E nel solco di questa disciplina statale, che, ripeto, era necessaria, la Regione Friuli-Venezia Giulia si è distinta come non mai, è stata la più attiva, direi, a livello nazionale a partire dagli anni 90, per attuare tutta una serie di norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulana. Moltissimi sono gli interventi normativi, forse addirittura si è spinta talmente tanto in avanti la legislazione regionale da aver subito anche dichiarazioni di incostituzionalità nel momento in cui ha voluto parificare la lingua friulana alla lingua italiana. Ma tutti i governi regionali da allora sono stati mossi dalla convinzione che la lingua e la cultura friulana siano componenti essenziali dell'identità etnica e storica della comunità regionale. È in qualche modo attuazione di un principio che era stato teorizzato nel Settecento dal filosofo prussiano Herder, che è proprio la comunanza etnolinguistica ad essere la fonte di legami identitari autentici e profondi, cui corrisponde una domanda di riconoscimento sociale e politico della propria specificità. Prima viene la lingua e su questa si innestano pretese di riconoscimento politico e sociale. Quindi, e chiudo, vive nell'ordinamento italiano un concetto di minoranza che parte e che ruota intorno al concetto di autonomia linguistica e che spiega l'importanza della difesa della lingua friulana, che è il mezzo per affermare la nostra identità storica e culturale. Quindi è sin furlan, parce che chiacare in furlan. Ritorno dall'avvocato Di Danieli per parlare nuovamente di identità e appunto di connessioni globali. E la domanda è questa: quali strategie possono essere messe in atto, quali progetti possono essere proposti per far sì che i tanti friulani che vivono all'estero possano mantenere vivo questo legame con le loro radici, inseriti naturalmente in un contesto che resta e resterà globale? Ovviamente a partire da quello che ha appena finito di dire la dottoressa Roia, ovviamente in una cornice giuridica che consente oggi tutti quegli interventi non solo nell'ambito della regione ma anche a favore dei friulani che vivono al di fuori della regione Friuli-Venezia Giulia, sicuramente c'è un ausilio fortissimo. Cioè le iniziative come quelle di oggi, come quelle che sono state anche accennate oggi, che vedono i ragazzi coinvolti e quasi invogliati, mi verrebbe da dire, no? Quindi spinti a riappropriarsi di una cultura che forse andrebbe anche in qualche modo smarrita se non vi fossero queste occasioni di incontro. Senz'altro questo è un tema, a mio avviso, vincente, insomma fa la differenza, no? Si è parlato di sardo, si è parlato di friulano, e questo forse sono i due esempi veramente più forti di resilienza e di appunto non volontà di omologazione. Allora mi verrebbe da dire, prima ancora delle leggi, prima ancora del diritto, c'è però un carattere indomito che sta alla base, no? Perché tu puoi assimilare chi si fa assimilare, non so come dire. Allora poi lo diremo, ma insomma ascoltavo con tenerezza il racconto della nonna. Io sono nata in Svizzera come figlia di un emigrato, mia nonna aveva 4 figli, 2 in Canada, 1 in Belgio e 1 appunto per l'appunto in Svizzera, e io fui spedita 1 mese in Italia, vissi con mia nonna i primi 9 anni della mia vita perché i miei genitori ovviamente erano lì e insomma c'era difficoltà, molte famiglie facevano queste scelte che sono delle scelte atroci dal mio punto di vista e che poi condizionano ovviamente anche un certo sentire. Ora, qual è stato come lo strumento, no, più forte, sia nel tornare come mio padre, sia nel non tornare come i miei zii?
Il continuare a mantenere vive, a mantenere vivi i valori innanzitutto, quindi onestà, serietà, lavoro, resistenza in senso ampio alle avversità della vita, perché altrimenti non ti muovi neanche di casa, no? Altro che prendere la nave in quegli anni e far arrivare prima il fratello della moglie, perché giustamente bisognava anche avere a che fare con delle leggi di cui oggi forse gli attuali amministratori si sono pure dimenticati, perché poi anche l'America, voglio dire, no? Gli Stati Uniti sono un paese di emigranti in senso ampio. E quindi le caratteristiche, la resistenza di alcune, diciamo, anche etnie o popolazioni, ecco, forse popolazioni, e forse anche per la storia che hanno avuto, no? Perché poi non dimentichiamoci che questa regione ha vissuto invasioni, ha vissuto, come dire, anche contaminazioni. Poi chi può dire di noi nella propria, diciamo così, genealogia quanto ha magari anche di un pezzetto di turco piuttosto che di altro. Quindi questo, e poi non abbandonare, qui vorrei richiamare un argomento solo che mi sta molto a cuore, specialmente in questi tempi, non dimenticare le proprie radici e le proprie tradizioni. Si è parlato molto di vino, io vorrei parlare anche di cibo invece, perché l'ho visto e lo provo, diciamo, nella frequentazione della mia famiglia canadese. E chi ha mantenuto il cibo italiano e friulano in particolare, cioè il buon cibo, non arrendersi a questa porcheria che a volte però costa poco è riuscito ad avere una vita più lunga. La mia zia, che ancora vive, è una zia che non ha mollato di 1 millimetro sul suo risotto piuttosto che sul frico o altro. Quindi questa cosa del cibo è una cosa importante, perché recentemente sentivo in un'altra occasione un pediatra dire che noi siamo l'ultima generazione che ha vissuto di più dei propri genitori e nonni. I nostri figli vivranno di meno esattamente per ragioni legate, nonostante tutti i progressi della medicina, molti vivranno di meno per ragioni legate al cattivo cibo, che siccome appunto se costa e quindi non è accessibile a tutti, ecco, e su questo direi che forse anche, no, il frico è diventato patrimonio UNESCO dell'umanità, e quindi direi che anche su questo la resilienza ha consentito di mantenere vivo lo spirito friulano. Cibo che rappresenta esso stesso anche un elemento, no, di quel legame, no, con le radici. Lo vediamo spesso nei fogolarsi in giro per il mondo, la polente, no? Preparare la polenta e insegnare alle nuove generazioni come si fa. È un aspetto di non poca importanza. Torno dal professor Ceccotti, torniamo sui confini per parlare però adesso di confini di guerra e come i confini di guerra hanno influenzato l'emigrazione. Abbiamo cominciato parlando di emigrazione clandestina, no? Per la situazione che si viveva su questo territorio, facciamo un altro passo. Guardando il titolo del convegno, il Friuli senza confini, io metterei una parentesi in mezzo, il Friuli in pace senza confini. Sarebbe il messaggio da dare, perché i confini che nascono dalle guerre provocano quello che è stato illustrato prima dalla dottoressa Roia, la difficoltà di accettare chi è ritenuto diverso, ma che invece mangia lo stesso cibo che mangiamo noi. Difatti io mi occupo dei confini politici, eccetera, però insieme a insegnanti di Trieste, mi ricordo quando ho cominciato a occuparmi dei confini, discutevamo molto se fare i confini del cibi, vedere la gubana finché area si diffonde, la pinza fin dove, o fare dei confini politici. Ha prevalso i confini politici, per cui sono diventato
noto, ho scritto saggi sui confini, però è importante quello dei cibi perché unifica popolazioni anche di lingue diverse. Quindi le guerre di cui obbligatoriamente si parla sempre nel nostro confine, qui nella nostra zona, sia la prima che ha lasciato quei segni terribili che sono Re di Puglia, Oslavia, Caporetto e tutti quei sacrari di morte che vanno visti non come gli eroi lì sepolti, ma come le vittime di guerra, e quello che le guerre fanno, e dovrebbe essere un monito per evitare le guerre. Per la seconda guerra mondiale non ci sono grandi cimiteri perché i morti principali sono i civili, per i bombardamenti, per stragi e così via. E cosa succede dopo la prima guerra mondiale? C'è una restrizione sull'emigrazione da parte degli stati americani, soprattutto gli Stati Uniti, che bloccano l'emigrazione. E per quanto riguarda l'Italia e il fascismo in particolare, di fronte alle crisi economiche del dopoguerra cerca di favorire l'emigrazione, non ci riesce perché è bloccata e comincia invece a fare una politica di demografia, di crescita demografica, quindi impedisce l'immigrazione e anche lì ci saranno emigrati clandestini, soprattutto in Europa, molto, molto frequenti. Salvo una finestra che si apre nel 29-30, dopo la grande crisi del 29, per cui anche il fascismo è costretto ad aprire le finestre sperando che vadano via soprattutto gli oppositori, e questo succede, se ne vanno. In gran parte la popolazione slovena nel periodo fascista lascia e se ne va ed è favorita la sua uscita dallo Stato italiano in queste nostre zone. Questo è il retaggio della guerra. Quel confine porta dentro lo Stato italiano tante popolazioni di lingua croata e di lingua slovena, però siamo in un periodo di forte nazionalismo, di una dittatura che impone la lingua italiana come unica e quindi crea questo disagio che molto lentamente, appena nel 99 una legge di regolazione sulle minoranze presenti in regione viene attuata. E quindi l'immigrazione in quel caso è limitata. Nella seconda guerra mondiale siamo di fronte a una guerra ancora peggiore, anche se ha fatto meno vittime della prima, è una situazione ancora peggiore perché i conflitti sono soprattutto etnici, cioè l'ideologia hitleriana con sterminare gli ebrei, le popolazioni minoritarie che sono soprattutto slave da eliminare o schiavizzare, eccetera, crea veramente un clima pesante e siamo di fronte, durante la guerra specialmente, di quella che viene chiamata le migrazioni forzate, interi popoli che si spostano. È quello che succederà alla fine poi della guerra. Gli scambiamenti dei confini in tutta Europa e anche nel nostro porta a quelli che sono chiamati gli esodi, e quindi quella è la nuova, come dire, il nuovo portato di quella guerra. Gli esodi coinvolgono per la prima volta anche Trieste l'Istria era già terra di emigrazione prima, ma Trieste no, Trieste attirava perché cresceva come città fino alla seconda guerra mondiale e quindi l'emigrazione comincia a essere anche quella forzosa, perché è forzosa anche se non nel nostro territorio almeno, però dettata dalle conseguenze della guerra e dello spostamento del confine, quello che oggi è scomparso, posso dire così, mi auguro che sia scomparso. Però bisogna ricordare che quando parliamo di Friuli senza confine bisogna dire la difficoltà, e parliamo con gioia di Friuli senza confine, perché la difficoltà è superare i confini psicologici e ideologici. Quello che succede con questa occasione del 2025 tra Gorizia e Nova Gorica è fondamentale per dire apriamo
un'epoca nuova, ecco, questo è il messaggio che deve passare. Io ricordo che una volta dopo la seconda guerra mondiale si parlava il posto di blocco, si chiamava così il passaggio di confine, blocco, perché lì ti bloccavano, ti controllavano. E io che sono nato a Gorizia, abitavo a Mossa, a 1 chilometro dal confine, mi ricordo mia mamma che andava a prendere la carne oltre in bicicletta, e un giorno l'hanno fermata e gli hanno dato 500 lire di multa, e quello era il blocco, però devo dire che anche nel periodo della guerra fredda in questa regione cominciano le aperture già nel 61, quindi siamo a 15 anni della guerra finita, e comincia a circolare la prapusnica, il lasciapassare, cioè il permesso per chi abita nelle zone di confine di inoltrarsi per 10 chilometri circa oltre la frontiera. Quello è stato, come dire, una necessità per evitare i traffici clandestini e così via, però è stato uno stimolo all'economia, ma anche a un inizio di una conoscenza reciproca sempre più ampia. Mi fermo qui. Grazie. Torno dal giudice Roia per capire a questo punto quali sono le sfide, certo legali ma anche sociali, per assicurarci, per far sì che le diverse culture, comprese ovviamente anche quella friulana, siano non solo incluse ma possano poi influire in quello che è un contesto più ampio. Dunque, mi sembra una domanda difficilissima, l'affronterò su 2 diversi piani brevemente. Lato e uno di tipo più strettamente sociale. Abbiamo evocato più volte questa legge 482 del 99, quella di selezione e di individuazione delle minoranze linguistiche tutelate in Italia, dove il legislatore italiano fece una scelta di tipo proattivo, cioè volto non soltanto a conservare le identità linguistiche, ma a potenziarle e a favorirle, ad esempio con strumenti tipo la richiesta alla RAI di realizzare trasmissioni televisive e radiofoniche nelle lingue di minoranza nelle zone di appartenenza. Onestamente, vivendo a Roma, non so quale sia attualmente la situazione, ma è certo che ancora in tempi recenti, questi sono dati giornalistici, i sindaci friulani hanno lamentato la scarsa o nulla attuazione di questo obbligo da parte della televisione pubblica. Ancora, sempre in quella legge, lo Stato si era e si è obbligato a destinare finanziamenti a tutela delle minoranze linguistiche storiche, e anche qui nel corso del tempo purtroppo si è registrata una continua contrazione delle risorse disponibili, e si capisce come in assenza di trasferimenti e di finanziamenti sia molto difficile per le regioni, ci interessa la nostra, operare attività di promozione che vada dal supporto all'inclusione fino all'esercizio di una vera e propria influenza nelle tradizioni e nella cultura friulana, e così da potenziare iniziative pure bellissime e assolutamente meritorie come quelle di oggi. Ma secondo me il discorso è ancora più complicato perché, al di là della difficoltà degli incentivi pubblici, quindi dell'approccio degli organi istituzionali, è importante capire quale sia invece l'approccio del friulano, intendo il cittadino friulano, al tema della sua identità. Narra la storia, e ce l'ha ricordato poco fa il presidente Jacob, che il prototipo del friulano ottocentesco era quello di essere salto, onest e lavorador, quindi aveva le caratteristiche, quel prototipo, di essere uomo, donna, contadino, uomo, parlo in genere, anche quando non lo faceva, quindi persona attaccata alla terra, laboriosa, organizzata in strutture familiari solide, inserito in un piccolo contesto territoriale, perché di solito viveva in un piccolo paese. Era uomo cristiano, quindi tradizionalista, semplice, umile, capace di resistere alle prove della vita. Di stampo e di impronta nordica, quindi forte, disciplinato, dotato di senso di organizzazione.
era naturalmente uomo di frontiera, e quindi era forgiato da una storia di saccheggi, di invasioni, di battaglie, ma anche era uomo capace di aprirsi agli altri, di accogliere e al tempo stesso di essere accolto. Era un migrante, lo dimostra anche oggi questa realtà, costretto quindi a cercare lavoro e sopravvivenza in altri paesi, dove poi si riuniva intorno ai Fogolars Furlans e da lì manteneva e coltivava la lingua e le tradizioni. Ecco, sappiamo che questo prototipo di friulano storico dal 1970 sostanzialmente non esiste più soprattutto dopo l'accelerazione avuta col terremoto del 1976, perché è un modello identitario che poco o nulla, anche di questo si sono avuti degli accenni oggi, poco o nulla si adatta al Friuli attuale, che oggi è molto sviluppato, è ricco, è secolarizzato, è mediatizzato, dove il contadino praticamente è scomparso ed è stato sostituito dall'imprenditore agricolo moderno, dove ci sono importanti insediamenti industriali e molta attività terziaria, dove non ci sono più le frontiere, dove l'emigrazione è scomparsa ed è piuttosto stata sostituita dalla immigrazione di persone che provengono da decine di paesi e dove che chi va all'estero non lo fa più per necessità, come accadde a quei tempi, ma lo fa per scelta di miglioramento e per ricerca di opportunità. E dove anche l'approccio alla lingua friulana è fortemente mutato sulla base di una scelta di tipo utilitaristico che è praticata soprattutto dai giovani, quasi nella convinzione che un'istruzione che contempli la lingua friulana possa essere fonte di inadeguatezza per l'accesso al mercato del lavoro. E allora, per trarre le conclusioni, quali sono le sfide costruttive, legali e sociali che possiamo proporre? Abbiamo detto che duplice è il livello di analisi, duplice deve essere quindi la proposta e il terreno di approccio al fenomeno. Da un lato bisogna sicuramente pretendere o continuare a pretendere a livello politico il rispetto degli impegni anche finanziari e promozionali che lo Stato si è dato con la legge 482 del 99, perché senza risorse o senza sufficienti o adeguate risorse è difficile mettere in campo dei progetti solidi, incentivanti e continuativi che vanno ad esempio a corsi di lingue, mostre, ricerche, valorizzazione della cultura a livello internazionale, promozione del turismo, digitalizzazione del nostro patrimonio. Sicuramente lo si fa, i rappresentanti qui presenti oggi lo dimostrano, ma probabilmente si può fare ancora di più e ancora meglio. Sul piano sociale, poi questo mi preme ancora di più, bisogna che ciascuno di noi abbia la consapevolezza dei valori dell'identità friulana, di quelle caratteristiche del vecchio friulano salto, onest e lavoratore che sono senza tempo, quando anche quel friulano oggi vive in un contesto massificato, omologato, mediatizzato, volto al consumismo totale, di fatto connesso e per necessità connesso globalmente, dove però deve sempre portare la sua personalità, i suoi valori che non hanno tempo, i principi che stanno impressi, direi, nel nostro patrimonio genetico-culturale, la lingua, batto molto su questo, che per noi assume un significato di appartenenza sociale e culturale e che non possiamo e non dobbiamo permetterci di disperdere, pur in un mondo così diverso e anche oppositivo, perché tutto questo costituisce la nostra identità, giustifica la nostra diversità e fornisce elementi di grande positività nella complessa società attuale globalizzata. Grazie. Allora abbiamo il tempo per un'ultimissima domanda, andremo un po' più veloci, mi scuso ma ci siamo dilungati fin qui. L'esperienza personale, riparto da Gianna Di Daniele che aveva fatto riferimento insomma al suo essere figlia, no? Sì, ecco, di emigranti. Allora lei lo diceva prima, è ovvio che l'esperienza, il vissuto influenza poi anche quella che è la percezione rispetto, no, al valore dell'identità friulana. Ecco, vogliamo...
Sì, io l'ho anche già detto, insomma, poi voglio dire, qui si è parlato addirittura giustamente anche di morti di questa regione, eccetera, e quindi voglio dire le storie di ognuno di noi, no? Sempre quella nonna di cui sopra rimase vedova a 18 anni perché il marito era un ragazzo del 99, voglio dire, con un bambino di 1 mese. Allora, ecco, credo che ciascuna delle nostre famiglie abbia questo tipo di storie, di precedenti che ovviamente ti influenzano, no? Non possono non farlo e debbono anche farlo. Quindi la sensibilità per che cosa? Beh, innanzitutto la curiosità, cioè io non mi sono mai sentita come dire, comunque di un solo pezzetto, no? In cui magari ho avuto l'avventura di vivere, ma mi sono sentita in connessione appunto quantomeno con il resto della mia famiglia che era in giro per il mondo, con cui condividevo ovviamente i valori di cui stiamo parlando. Questo è un grande vantaggio perché ti porta ad aprirti, non a chiuderti, ti porta a considerare appunto i vari punti di vista e anche a vedere l'evoluzione di quello che poteva essere il tuo nucleo familiare in altri contesti. Poi a me piace molto, insomma, la dottoressa Roia, che non a caso è qui oggi, ha fatto veramente, ha dato la cornice più semplice, no? Sono anch'io avvocato, quindi voglio dire, io sono avvocato, lei è giudice, ma voglio dire più semplice parlare di diritto, lo dicevamo stamattina, che magari di temi un po' più intimi e personali, però certamente credo sia stato abbastanza chiaro. Credo entrambe, posso dirlo Paola, siamo 2 esempi, no, di friulane che ciascuna nel proprio ambito e lei veramente in un ambito importantissimo hanno vinto una sfida che appunto partiva da situazioni, quantomeno nel mio caso, anche di povertà, dove tra l'altro c'era un ascensore sociale evidentemente, che era lo studio. Io vorrei su questo, non è la sede ma forse sarebbe la sede da cui ripartire, che consentiva esattamente anche a friulani bravi di arrivare. Perché? Perché se eri bravo così avevi quella famosa Costituzione consentiva esattamente questo. Ecco, credo che questo sia, poi mi verrebbe una battuta, che sia che la fine dell'Austria, dove si parlava di homo austriacus, perché ciascun popolo ci si ritrovava e aveva dignità e aveva rispetto, forse sia un modello ancora comunque diciamo da studiare, non da riproporre perché sono altri tempi, ma sicuramente per pretendere un'Europa diversa, questa è un po' la missione di Paneuropa. Non ci piace un'Europa che parla solo di soldi e di mercati, adesso di armi, ma vorremmo un'Europa dei popoli, delle culture, del rispetto delle minoranze, di qualunque popolo europeo che fa parte di quella che orgogliosamente all'estero è la cultura europea. Chiudo con questa battuta. Quando sono andata per la prima volta in Canada e ho conosciuto la moglie del mio primo cugino, il figlio di quello poverino morto, col papà morto giovane, era un estone. E sono stata accolta da questi genitori con come dire, Anna tra l'arancia, i vini del Reno, la musica lirica, cioè loro soffrivano della mancanza di cultura europea, erano felici, li ho resi felici di poter avere quel pezzetto di cultura europea che avevano perso. Questo dovrebbe farci riflettere, noi appunto non abbiamo bisogno di annullarci, di omologarci, di consumare. Noi a tutt'altro abbiamo bisogno esattamente di difendere orgogliosamente quelle che sono le nostre peculiarità, in tutti i sensi, a partire chiaramente dalla lingua. Grazie. Allora, si è parlato di Europa, rapidamente col professor Ceccotti, un altro passaggio, i confini dopo la nascita dell'Europa, i confini con Schengen sospeso, insomma un altro capitolo di questa storia. Sì, per finire, cioè, c'è un certo disagio a parlare di fine dei confini, senza confini, ma negli ultimi anni abbiamo visto sorgere di nuovo dei reticolati. Per fortuna, secondo me, sono rivolti più a noi che siamo dentro che quelli che sono fuori, per dirci che si fa qualcosa per la sicurezza, per ostacolare l'immigrazione clandestina e così via. Però io volevo finire con qualche accenno
particolare. Io ricordo, siccome si parla anche di connessioni globali, nel fine anni 70 in paese una vicina di casa telefonava con una parente in Argentina e a un certo punto la parente che dall'altra parte del filo si è messa a piangere. Perché piangeva? Perché attraverso il telefono ha sentito il suono delle campane del paese. Quello ha fatto scattare quello che solitamente si può dire la nostalgia, i ricordi, eccetera. Era il campanile che abitava vicino alla chiesa, questa signora, e mi ha raccontato questo aneddoto. E quello mi ha fatto molto riflettere. Avevo 20 anni circa e mi ha fatto riflettere su quello che è la lontananza, l'identità che permane e anche l'idea che abbiamo tutti noi più identità e salvare tutte è difficile, salvare la friulana forse è utile. Un altro interesse che ha suscitato a me poi la necessità di ricercare storie di emigrazione è stato parenti miei emigrati in Francia che già nel 1947, non ero ancora nato, erano venuti a San Lorenzo Isontino e avevano lasciato poi una serie di fotografie eccezionali, e qua è il legame col vino per esempio, erano venuti per la vendemmia, erano andati via nel 1930 e nel primo possibilità dopo il trattato di pace di muoversi attraverso le frontiere, sono venuti qui a fare la vendemmia e hanno lasciato le fotografie coi piedi assieme ai parenti di qui ancora rimasti che schiacciano il vino di quel tempo dentro il tino di quella volta. Da là sono partito, da quelle fotografie, e questo parente era figlio di Pepe American, si chiamava. Ma perché Pepe American, il padre di questo che ho conosciuto? Era nato in Brasile nel 92 e poi è tornato nel 1901 in Austria-Ungheria, perché abitava a Gradisca, e poi è emigrato nel 1930 in Francia. Allora anche qui è storia di identità. Quella friulana resta, però nato in Brasile, cresciuto in Austria-Ungheria, è morto poi in Francia, fa pensare. Gli eredi di questo personaggio nato in Brasile, una sua bisnipote, ha sposato un nero del Benin, e vivono in Francia, anzi adesso vivono in Lussemburgo. Questo nero è un artista famosissimo di jazz, un suonatore, e 3 anni fa, poco prima del Covid, mi telefono dalla Francia, viene a registrare le sue a Udine, anzi in un paesino vicino a Udine. Allora, è un giro terribile di esperienze che io sono andato lì a parlare con la mia cugina e dopo gli ho detto vieni che andiamo insieme con la sua figlia mulatta, ovviamente, a sentire la registrazione. Per cui sono stato in silenzio dietro un vetro a vedere che Allora queste sono le storie di emigrazione che sono integrazione anche, connessione, e questo deve farci riflettere per evitare sempre le guerre e la comprensione tra gli uomini che non è data da confini ma da senza confini e da, accettazione di altri e di esperienze diverse. Grazie. Per tornare appunto al Friuli in pace, senza confini. Allora, chiudo con la giudice Roia, ripartendo proprio da qui, si diceva appunto della sua esperienza dal Friuli Venezia Giulia a Roma per motivi professionali. Allora, visto che c'è quest'ultima parte che riguarda proprio l'esperienza personale, ecco, la sua idea, cosa ha fatto lei, come ha vissuto lei la sua identità friulana in un contesto diverso da quello della sua terra? Rispondo in punta di piedi davanti a questo uditorio. Io non mi posso sicuramente definire emigrante rispetto alle esperienze che ho davanti, di persone che si sono insediate veramente in mondi diversi, con coraggio, orgoglio e determinazione, per cui davvero rispondo in maniera molto sommessa.
Ciò nonostante, risiedendo da 25 anni oramai a Roma, ancora mi sorprendo inconsapevolmente quando sto organizzando il viaggio verso il Friuli per visitare la famiglia, gli amici, le montagne, il Tiliment che appartiene al mio immaginario, a pensare e a dire in friulano vado a casa e voi a Chiase, torni a Chiase, come se Roma, che pur per me è così importante, non fosse la casa, ma la casa fosse da un'altra parte. E allora qualcosa di diverso, dopo 25 anni, tra me e quel luogo ancora c'è, lo capisci quando hai la fortuna di incontrare a Roma uno fra i molti friulani che lì si sono fatti valere, apprezzare, rispettare, con cui istintivamente parte subito quel segno di riconoscimento e di condivisione che è la comunicazione in friulano, fra la curiosità generale, perché nessuno intorno ci capisce, a dimostrazione però dell'istintiva condivisione orgogliosa di un'entità che è ben inserita a Roma, ma comunque distinta e diversa rispetto a quella locale. L'approccio a Roma per me non è stato facile, perché io ero abituata alle piccole dimensioni, al trascorrere lento del tempo, al dominio del mondo che mi stava intorno, ai rapporti semplici. Sappiamo che la vita romana è opposta, è smisurata nello spazio, è frenetica nel tempo, è complessa nei rapporti, è oggettivamente difficile nelle relazioni, perché c'è un problema di distanze, di socialità praticata in misura molto intensa, che più che unirti ti allontana e ti frammenta anche quando non lo vuoi. Lo stesso trasferimento del mio lavoro dal Tribunale di Udine, dove ho lavorato i primi 12 anni, a quello di Roma, non è stato indolore. Per molto tempo si è ricordata la mia sorpresa quando, in occasione della prima udienza dibattimentale al Tribunale di Roma, ero emozionatissima, dovevo celebrare il primo processo fissato alle 9, ho trovato la porta dell'aula chiusa, sbarrata, il deserto all'esterno, sono stata costretta ad attendere le 10:15 perché qualcuno iniziasse ad arrivare. Ho dovuto mettere le cose in chiaro subito e siccome il romano, fra le molte caratteristiche, ha anche il dono dell'adattamento, si sparse la voce che era arrivata una tedesca al Tribunale di Roma che pretendeva di iniziare puntualmente le udienze, e allora progressivamente personale e avvocatura si sono adeguati. A parte questo, io vivo il privilegio di avere un lavoro, un mestiere, lo chiamo io, che è quello di giudice penale, che è importabile, ovvero è esportabile ovunque, non vive di territorio, vive di principi, di valori, di dedizione alla giustizia, di ricerca della verità, che puoi praticare ovunque. È uno di quei mestieri che non hanno confini che non siano quelli dati dalla legge e mai dall'uomo, rispetto al quale il concetto di minoranza per me è soltanto un soggetto collettivo cui devi garantire i diritti che le spettano e non altro. È però anche un mestiere impegnativo, perché ogni processo, anche quello apparentemente minore, ho la consapevolezza e la percezione che potrebbe essere lo scopo della vita per chi mi sta davanti, sia un imputato piuttosto che una vittima. E in questo la friulanità mi ha aiutato moltissimo, perché è un'attività che richiede rigore, estrema dedizione, e questa serietà nell'approccio al lavoro che contraddistingue il friulano è qualcosa che spicca nel contesto romano ed è stato di grande utilità. Questo perché il friulano non si accontenta di lavorare, ma noi vogliamo lavorare bene, e questo si nota e ci distingue. Chiudo però rendendo onore a Roma, perché il romano è antico, è saggio, è figlio del più grande impero della storia, per cui è cosmopolita, e da questo il romano di oggi ha imparato molto. Per cui anche la percezione e la risposta di questa nostra identità, perché capiscono che siamo leggermente diversi da loro, e la resa nell'approccio personale è quello di riconoscere a ciascuno quello che si merita nel bene e nel male. E da questo punto di vista devo dire che di solito il friulano a Roma si fa rispettare ed è rispettato, come accade nel resto del mondo. Grazie a tutti. Allora, vi prego di rimanere qui
Tutti al tavolo, adesso siamo arrivati al momento della presentazione appunto di Scrivere in Friulano. Invito intanto il presidente della Società Filologica Friulana Vicario a salire sul palco, e allora l'abbiamo più volte citata questa pubblicazione, è il momento di presentarla, prego. Grazie, intanto sport il poi cordiale saluto alla nostra Società Filologica di team di una vita e usuale, naturalmente in rappresentanza dalla Friuli dal Nord, dai fogolans, dalle autorità, dai forestans, dai sindici e di altre amministrazioni che conoscono, e naturalmente che sono collegati di chiese in linee e che non si odin che Grazie ai tre relatori per tutti questi spunti bellissimi alla riflessione sull'identità, che peraltro devo dire è stata un pochino al centro anche negli ultimi anni, anche di molti lavori che appunto devono vedere questa declinazione, no? per più aspetti di quelle che sono le tradizioni, di quella diciamo che è la nostra forma, no? Diciamo che è quella nostra forma, che è la nostra friulanità rispetto al rapporto con gli altri, e anche diciamo quello che resta di questa friulanità tradizionale, come questa friulanità tradizionale si coniuga rispetto al mondo di oggi. Mi sarebbe piaciuto fare qualche osservazione, però diciamo il compito per oggi è quello di presentare questa pubblicazione qui, Scrivi par Furlan, una pubblicazione che non nasce oggi. Questa è una pubblicazione che abbiamo pensato nel 2003 ed è un aiuto, è un materiale, è un sussidiario per gli studenti dei Corsi Pratics di Lingue Furlane. Si tratta di una descrizione grammaticale del friulano. Ricordo soltanto che la prima grammatica friulana sono stati lineamenti di grammatica friulana che Giuseppe Marchetti aveva pubblicato nel 1952 con la Società Filologica come ausilio per i corsi di aggiornamento degli insegnanti che erano partiti nel 1948, quindi insomma si ragiona ormai da 70-80 anni sulla formazione degli insegnanti e sulla diffusione di quella che è la pratica di scrittura e di lettura in lingua friulana. Bene, quindi nel 2003 abbiamo incaricato questi due autori, questi due studiosi, che mi piace citare naturalmente come protagonisti di questo lavoro, che sono Paolo Roseano e Anna Madriz. Paolo Roseano e Anna Madriz, che direi sono due nomi che che stanno benissimo, che stanno benissimo tra di noi oggi. Anna Madriz perché è goriziana, una delle colonne della Società Filologica Friulana qui a Gorizia, e Paolo Roseano, che è uno studioso, che è un ricercatore di livello eccellente, che si è formato qui in Friuli, ha lavorato con l'ISIG a Gorizia un tempo, che ha pubblicato importanti lavori sull'identità friulana e che adesso lavora al laboratorio di fonetica a Barcellona in Catalogna. Bene, questo dico perché ci proietta in una dimensione di vita, di lavoro e di comunicazione che veramente lega l'ambito locale con l'ambito anche internazionale. Bene, questi due autori quindi hanno messo la loro competenza e la loro esperienza al servizio della comunicazione e dell'illustrazione della grammatica friulana. Che cos'è la grammatica? La grammatica è quell'insieme di regole che mette in un quadro unico quelle che sono le forme della lingua. Vuol dire, si parte dalla descrizione della fonetica, naturalmente che è il suono, della morfologia, che è la struttura della parola, della sintassi, che è l'organizzazione delle parole nella frase, per arrivare naturalmente al lessico, che sono le parole che danno significato, che danno contenuto a quelle che sono le nostre espressioni. Ebbene, questo è
il contenuto di questo volume. Il contenuto del nostro volume che noi abbiamo desiderato proporre anche in lingua inglese e in lingua spagnola, bisognerebbe dire in castigliano, ecco, a favore delle comunità friulane che appunto hanno come lingua di comunicazione, come lingua della socialità, come lingua del lavoro, lo spagnolo e l'inglese. Quindi io devo dire veramente, ringrazio di cuore il Presidente Jacob per aver accolto questo progetto, ringrazio tutti quanti hanno collaborato al buon esito di questa iniziativa che dà continuità peraltro ai primi course pratics di lingue furlane par inglese e par spagnolo che abbiamo potuto realizzare già quest'anno, che hanno visto una straordinaria partecipazione di studenti. Questo qui dobbiamo dirlo, Franco, perché sono stati ben più di 200 quelli che hanno partecipato, quindi i nostri corregionali all'estero, i nostri friulani all'estero hanno già partecipato e hanno già sancito il successo di questa iniziativa. Per cui questo non è la presentazione di un libro, ma è la presentazione di un impegno che noi abbiamo preso e che continuiamo a prendere con le nostre comunità. Grazie e buon lavoro, Franco. Grazie. Grazie davvero. Allora, in quest'ultima parte siamo arrivati quasi alla conclusione, allungheremo lo sguardo verso il futuro come si fa in occasione di ogni convigne. Si guarda a quello che accadrà l'anno successivo, l'anno prossimo sarà un anno importante, il 2026 sarà l'anno del cinquantennale del terremoto in Friuli e sarà quella un'occasione importantissima per ringraziare tutti i friulani appunto emigrati nel mondo che si sono mobilitati in maniera estremamente generosa e che hanno consentito di aiutare le popolazioni appunto colpite dal terremoto. Lo faremo tra pochissimo chiamando qui sul palco Revelan. Prima però inviterei il Presidente del Consiglio regionale, Mauro Bordin, a tirare un po' le somme rispetto a quanto abbiamo ascoltato in questa mattinata. Prego. Grazie. Buongiorno a tutti. Innanzitutto permettetemi di ricollegarmi a alcune cose che ho sentito, bellissimi interventi molto, molto completi. Si è parlato molto di identità friulana. Io credo che l'identità friulana è quella che in qualche modo giorno dopo giorno ci caratterizza qui in Friuli, nel nostro lavoro, nel nostro impegno quotidiano, in quello che facciamo, nelle nostre relazioni, in quello che siamo. Però l'identità friulana poi in realtà vive anche nei volti, negli sguardi, nelle storie dei tanti friulani che ci rappresentano in giro per il mondo. E quindi è un'identità che veramente abbraccia l'intero pianeta ed è quell'identità che si caratterizza nei valori, nelle tradizioni, in quello che in qualche modo è essere friulani. E devo dire che anche nelle esperienze che ho avuto in questi 2 anni da Presidente, i nostri corregionali all'estero li incarnano pienamente. Si è parlato molto di immigrazione, si è parlato anche di diversità dell'immigrazione del secolo scorso rispetto all'immigrazione attuale, ed è assolutamente vero, perché proprio parlando poi con coloro che sono immigrati nel secolo scorso, anche con i discendenti, ci si rende conto che è stata un'immigrazione di sofferenza, un'immigrazione di necessità, si dice sempre, ma un'immigrazione di persone che hanno dovuto abbandonare la propria casa, hanno dovuto abbandonare i propri cari per cercare fortuna, per cercare speranza, per cercare di dare un futuro ai propri figli. E ci sono molto spesso riusciti proprio con la caparbietà che caratterizza i friulani. Ed è proprio queste persone che poi quando ci parli ti dicono quello che, cioè, vuoi a casa, torni a casa, perché loro quel legame con il nostro Friuli non l'hanno interrotto per volontà, l'hanno interrotto proprio perché hanno dovuto interromperlo. E quindi è proprio, forse sentono ancora quella privazione, e quindi quella privazione fa sì che per loro la casa sia questa. E veramente vogliono tornare a casa, sentono la necessità di tornare a casa e si sentono sempre qui a casa. Ecco, la speranza che io ho è che anche i giovani che oggi emigrano per altri motivi, perché si va in cerca di opportunità, dicano la stessa cosa. Torni a casa, voi dei miei, voi della mia famiglia, voi accettare i miei amici, i miei parenti. Ecco, io non so oggi se le nuove generazioni sentono ancora questo, io me lo auguro,
perché molto spesso si cerca qualcosa lontano perché magari non si è soddisfatti di quello che c'è qui. Ecco, io credo che quello che noi dobbiamo fare, ed è forse la sfida che dobbiamo in qualche modo interpretare nel futuro, è quello di cercare ai nostri figli, alle persone che frequentiamo, che conosciamo, ai giovani, di farli innamorare di questo territorio, di questa comunità, di renderli orgogliosi della loro friulanità, della loro appartenenza, di quello che è stato costruito nel tempo, della storia, della cultura, della lingua. Ecco, questo dobbiamo cercare di farlo, perché se poi decideranno di cercare opportunità altrove, quando saranno altrove sentiranno quel legame così come lo sentivano il secolo scorso coloro che hanno fatto un'immigrazione ben diversa, e quindi avranno non solamente il cuore in Friuli ma anche la voglia di tornarci il prima possibile, il più presto possibile, da qualunque parte del mondo vengano. Ecco, io questo credo che sia l'impegno principale che noi dobbiamo cercare di portare avanti in questi anni. La lingua è fondamentale. La lingua da questo punto di vista è uno strumento enorme, è uno strumento che noi dobbiamo cercare nella quotidianità di trasmettere, di fare impiegare, di utilizzare. Anche qui, nelle esperienze che ho avuto, ho potuto notare come magari le mie più vecchia, Favela Furlan, però quelli nuovi molto spesso già bene se parlano l'italiano, se non l'inglese, le nuove generazioni. È un mondo veramente enorme, un mondo molto, molto diverso. Ecco, l'impegno, noi dobbiamo cercare in qualche modo di tenere sempre forte questo legame. Dobbiamo cercare di tenere forte questo legame tra chi ci rappresenta nel mondo e il Friuli, e su questo dobbiamo assolutamente lavorare. Io ho avuto il piacere in questi 2 anni di visitare l'Australia, il Canada, in Europa. Mo spero i prossimi anni, insieme all'Ente Friuli del Monte, Franco, Jacopo, di visitare altre comunità di Furlans. E voi di farlo. Cioè, sin la necessità. Mi dispiace non essere andato in Brasile perché per problemi familiari non sono arrivato, ma quando voi all'estero, i nostri Furlans, alle una roba, sono 4-5 dischi che sono di un'emozione particolare. Io magari sono collegato a amici che ho conosciuto in Canada o in Australia, e io saluti tutte le nostre comunità. Cioè, io spero veramente di avere la possibilità di visitare altre comunità furlane in giro al mondo, perché comunque riesco con loro, per me, a riscoprire di nuovo l'amore per i nostri territori, per le nostre comunità. Io mi sento tan furlan, mi sento appartenente a questa regione, sono contento di che sono i valori che in qualche modo ne caratterizzano. Sono contento del fatto che quando si parla di furlan in per il mondo, si fa di qualche dunque da rispettato. Il rispetto che ha il furlan è una roba enorme, questo fa piacere, perché vuol dire che in qualche modo che le generazioni che hanno forgiato il furlan in qualche modo hanno fatto un lavoro importante. Ecco, lì si arriva a riscuoiarsi proprio l'anime dal furlan. Ecco, quindi spero presto di poter visitare altre comunità. Comunque, prima di tutto, io vi saluto tutti. Quindi che sono qui, che sono collegati, e spero veramente che la vicinanza del Consiglio regionale, che voi la rappresentate insieme a me, anche dal consigliere Bernardis, arrivi forte. Non si vicino a voi, e cercheremo di farlo fisicamente, a livello di supporto economico, di iniziative, di progettualità, cercheremo di fare il possibile per in qualche modo farvi sentire contenti quando venisse in Friuli, quando sentisse parlare di Friuli, quando arrivasse in qualche modo a capire che è arrivato il Friuli, perché il Friuli di voi non è il Friuli di 50, 60, 70, 80 anni fa. Abbiamo bisogno di giovani, che ho tanti giovani che sono venuti a fare esperienze, a dire ieri anche Franco. Io spero che nasca la volontà di tornare, perché comunque viene una regione forte, una regione che dà opportunità, una regione biele, la che si vive bene, si mangia bene, si beve bene, si sta bene insieme, la che ha il rapporto quotidiano, confidenziale con le persone, non si numeri, che vive un nome, un cognome, una storia, e vive in Friuli alle biele. E questa è la bellezza che io spero che rivedi in qualche modo a trasmettere a voi altri, e quindi a tanti giovani che hanno origini furlane senza per il mondo, perché possono tornare di noi e vivi di nuovo di noi, cercando di partire le esperienze e la cultura che hanno in qualche modo conosciuto al paese che ha ospitato. Quindi grazie a tutti per queste giornate e in bocca al lupo. Grazie al Presidente Bordin. Quindi il piacere di tornare a casa, ma anche il bisogno di tornare a casa, anche questo è un aspetto interessante. Presidente Jacob, allora siamo arrivati alle conclusioni, come si diceva, guardiamo già all'anno 21, un anno importante, un'occasione anche per l'Ente Friuli nel mondo per ricordare e sottolineare nel 50ennale del terremoto quanto anche le comunità di friulani all'estero hanno contribuito a sostenere questo territorio. Sì, innanzitutto grazie a tutti che sono intervenuti, ai relatori, grazie
ai nostri panelist, si dice adesso, in lingua internazionale. No, grazie per il sentimento, per l'intensità, per quel che hanno messo in tal loro contributo. Potresti fare, chi aveva già domandato, anche presente filologiche, no? un approfondimento su questo tema, forse anche un manifesto dell'emissione dai Furlans e dai New Furlans in tal mondo. No, siamo arrivati alla fine del momento più ufficiale, poi ci sarà il momento anche del ritrovo, del poter assistere ai nostri gruppi, all'attività dello spettacolo dei nostri gruppi e a condividere insieme un po' di quello che vendete, il mangiare, il bevi, il furlan, insomma, che lo scugno in fallo, e un po' di cultura poi nel pomeriggio. Però siamo anche un po' così al momento in cui pensiamo alla prossima convention, al prossimo incontro, quello del prossimo anno. Il prossimo anno è il cinquantennale del terremoto, 2026, una data importante perché ricorda il terremoto del 76 che, è stato detto, ha rappresentato anche in maniera purtroppo drammatica per l'evento, ha rappresentato un vero e proprio cambio per il nostro Friuli. Il Friuli dopo il terremoto è cambiato radicalmente rispetto a quello prima del terremoto, anche grazie a quello che è stato un esempio che è ancora segnato come forse unico al mondo, uno degli unici al mondo, quello che è stato poi la capacità di reazione, la capacità, questa resilienza friulana che ha dimostrato, ecco, di saper di fronte alla tragedia non riprendere la valigia e andare per il mondo come era stato con tutte le altre tragedie che questo Friuli, queste difficoltà questo Friuli ha avuto, ma quello invece di costruire, ricostruire e costruire un Friuli che è il Friuli di oggi, il Friuli sviluppato, il Friuli importante, il Friuli delle università, delle autostrade, delle reti, dei collegamenti, dell'industria e quant'altro. E questo è stato possibile ovviamente, certo, per la solidarietà nazionale, le istituzioni del governo nazionale, alle istituzioni locali hanno fatto il loro, ma anche grazie a quel forte senso di solidarietà e di vicinanza che tutto il mondo, in primis i Fogolar Furlan del mondo, hanno fatto scattare immediatamente. Poche ore dopo il terremoto, quando si diffondevano le prime immagini, le prime notizie, i friulani nel mondo si sono messi subito in azione per raccogliere, per trovare, per sollecitare quello che poteva essere utile per dare una mano qui alle nostre comunità, ai nostri paesi distrutti, alle nostre famiglie in difficoltà, a questo Friuli che in quel momento aveva bisogno di tutto. E quindi il prossimo anno ci sentiamo ovviamente impegnati nel centrare quello che sarà l'argomento, il momento dell'incontro proprio nel grazie a tutta questa solidarietà, a tutto questo Friuli che stava fuori dalla piccola patria ma che è stato evidentemente un'unica cosa con il Friuli nostro. In questo senso qui abbiamo il sindaco di Gemona che anche prego. Che si accomodasse qua, Roberto Reveland, che è un amico e che è anche presidente dell'associazione Comuni Terremotati Sindaci del Terremoto, al quale idealmente non c'è il sindaco Ziberna, ma c'è l'assessore Negro. Idealmente Gorizia, no, da Go 2025 consegna, ecco, come una staffetta, consegna ovviamente quello che sarà il testimone del prossimo anno, la testimonianza del prossimo anno. Sarà, credo, un incontro che abbiamo condiviso con appunto i rappresentanti dei sindaci dei comuni del terremoto, perché i comuni del terremoto hanno avuto, ma ancora oggi hanno sul proprio territorio, vuoi perché hanno l'asilo, vuoi perché hanno il villaggio, vuoi perché hanno la via intitolata o la piazza o il monumento, hanno ancora tutti il segno presente e visibile di questa solidarietà. E siccome credo sia importante che manteniamo un impegno, il Friul al ringrazie e non il dismentee, così come è stato scritto su tutti i muri del terremoto, ecco, caro sindaco,
vi chiedo la condivisione di questa proposta e la possibilità quindi assieme con te, ovviamente assieme con la Regione, c'è la commissione apposita che comincia a lavorare su questo tema, per rispondere a questo che era un impegno e che noi dobbiamo mantenerlo come un nostro obbligo, cioè quello di non dimenticare, di ricordare e di ringraziare ovviamente tutto il mondo, i Fogolars Furlans in primis, a 50 anni del terremoto e quando noi ormai la ricostruzione è terminata e il Friuli è di nuovo bello e splendente come lo state vedendo. Sindaco, a te la parola. Grazie Presidente, grazie anche per l'invito a queste convigne. Un saluto a tutti, al Presidente del Consiglio regionale, a tutte le autorità, ai relatori e a tutti voi altri. Disin che è un'atta anche di responsabilità, per non, ovviamente assumendo l'invito che ha fatto Presidente a ospitare il prossimo anno la convigne tagliesi territori, io il sindaco del comune di Glamone, ma sono anche presidente dell'associazione dei comuni terremotati e dei sindaci della ricostruzione e si contenti che vengono ospitati in taglieste aree che è un po' il cratere dal terremoto del 76 e lo dico con responsabilità anche perché io sono un traché che sono una sus dopo il 76 sono una sus dal 78 il terremoto non l'hai veduto e la ricostruzione è stata talmente veloce che mi pensi anche poco di tutto ciò, quindi è stata talmente veloce e riportando le parole dal commissario straordinario Zamberletti è venuto prima questa baia di modello Friuli che è portato in modo esempi a livello nazionale e internazionale, è venuto grazie a solidarietà che viene ricevuta di tutto il mondo, grazie ad una appartenenza dal territorio, grazie ai politici, amministratori e funzionari che sapevano fare bene le loro attività e avevano una grande visione, ma anche grazie e soprattutto ai Furlans. E quindi se Furlan vuol dire dedicarsi, vei voglia di lavorare, vei l'attenzione al lavoro, anche dalla qualità del lavoro, non bastava fare di corse, ma bisognava anche fare bene. E quindi credo che questo è una radice che non vi mai di dismentirsi in un momento in cui si inchiappa anche di tante altre robe, la digitalizzazione, sono diversi temi in corso, ma il Furlan è conosciuto al mondo perché sapeva lavorare, perché le sue parole avevano un valore e perché quando ti dava la mano abbastava e non commentava scrivi noi. Quindi vi invito di tornare a lì, ho avuto l'opportunità che stanno proprio grazie a Franco e all'Ente Friuli nel Mondo di visitare l'Argentina. Colonia Caroia è stata il primo paese fondato proprio dai miei concittadini che dal 1978 arrivavano là e io a quasi 150 anni di questa emigrazione respiro il Friuli a migliaia di chilometri di distanza e mi ha fatto veramente piacere questa percezione che si tramanda di generazione in generazione migliore che chi di non. Cioè chi di non sono seconde e terze generazioni e i nostri figli non stavano Furlan, tu vas via di che altre bande del mondo e stavano Furlan a volte migliore di non. Quindi per me è stato veramente un momento di grande emozione e credo che siete in chi per loro giusto celebrare il prossimo anno in maniera adeguata queste purtroppo brutta ricorrenza perché vi avuto potete morire da Glamone e Mille in Friuli, ma credo che sia stato anche un momento di straordinaria opportunità di crescita per la nostra regione, per il Friuli in particolare e ovviamente ha esaltato la qualità dei Furlans del mondo. Quando si va a Tor si sa che se uno è nascuto insomma in Friuli, allora in suo lavoro c'è che dice noi altri e questo è il mio biglietto di visita che viene e quindi continua in questa direzione. Grazie anche mo. Grazie. Grazie allora anche a Roberto Revelan, grazie a tutti voi che ci avete seguito e buon proseguimento allora a tutti quanti. Grazie e un grazie particolare anche ai nostri relatori. Arrivederci. Allora, abbiamo un piccolo presente.